Sì, là, se no non parlo male. Buongiorno a tutti. Il segretario, dottor Bissili, che ringrazio, che è qui accanto a me, mi comunica che è stato raggiunto il numero legale, quindi il Consiglio, la seduta del Consiglio Comunale nelle forme dell'adunanza aperta può avere inizio. Io saluto innanzitutto coloro che hanno accettato l'invito per questa giornata nella quale si discuterà di un tema importantissimo dal punto di vista naturalmente planetario, ma anche per una realtà come la nostra. Quindi ringrazio innanzitutto l'assessore Mario Niedo che ha accolto l'invito di essere qui con noi, gli onorevoli consiglieri regionali e i parlamentari, i vertici dell'azienda della tutela della salute con i quali ci siamo salutati prima, gli operatori della sanità, i rappresentanti delle associazioni, il pubblico in sala e il pubblico che ci segue in diretta, perché ricordo che questa seduta è trasmessa in diretta streaming sui canali social del Comune di Nuoro. Naturalmente saluto anche gli assessori e i consiglieri comunali. In occasione del nostro insediamento a novembre avevamo espresso tutti noi un sentito pensiero e la vicinanza ai nostri concittadini colpiti dal Covid e che si trovavano ristretti in casa o nelle strutture sanitarie, e a tutte le famiglie che a causa di questo virus avevano subito il danno di aver perso un proprio caro e la beffa di non averlo potuto neanche accompagnare. Ed è una città al pari delle altre che ha vissuto una spaventosa e vive tuttora una crisi sanitaria senza precedenti. Per decine di giorni le ambulanze hanno stazionato fuori dal pronto soccorso e questa situazione naturalmente si è ripercossa anche nei confronti delle altre categorie di malati, a cui oggi daremo la voce. Come se non bastasse, altre visite programmate sono state rinviate, visite mammografiche, cardiologiche, pediatriche, i vaccini. E questo ha svelato e ha manifestato ancora di più le criticità presenti nel sistema sanitario. Però avevamo promesso anche che accanto a questa vicinanza l'amministrazione comunale si sarebbe attivata per puntare i riflettori sul sistema sanitario della nostra città. La seduta di oggi è un primo atto concreto di impegno verso questa città e verso questo territorio ed non è un caso che abbiamo invitato anche i sindaci del distretto sociosanitario che saluto e che ringrazio per la presenza. E ci saremo fatti parte diligente per attivare e per invitare e per stimolare tutti coloro che a livello politico, a livello amministrativo e a livello aziendale naturalmente hanno la responsabilità di trovare concordemente una soluzione a queste criticità. Non è questa una seduta nella quale si dovrà individuare, spero, nessun capo espiatorio, ma è una seduta per discutere dei problemi, delle criticità e sperando di trovare oggi dei concreti impegni per risolverli. Comunico un orientativo ordine dei lavori. Cederò naturalmente la parola al sindaco per il suo intervento, dopodiché daremo la parola ai rappresentanti delle associazioni presenti, i sindaci del distretto, poi in base all'ordine vediamo un po' anche come siamo con i tempi, naturalmente i consiglieri regionali e parlamentari, l'ATS e l'assessore Nieddu e nel corso dei lavori poi vedremo come possiamo garantire a tutti il diritto di parola. Ricordo che pur essendo fuori dal Palazzo Comunale è a tutti gli effetti una seduta di Consiglio Comunale, quindi per i consiglieri valgono le regole ordinarie del regolamento, quindi sul diritto di intervento, con un patto tra gentiluomini
diciamo, concordiamoci, contingentiamoci sui tempi, perché ho fatto un accordo con un cecchino che è su in platea, che a un mio cenno staccherà completamente. Scherzo naturalmente, ma diciamo, garantitemi un sereno svolgimento della seduta in modo tale che tutti possiamo intervenire. Io avrei finito, vi ringrazio ancora per la presenza e cederei la parola al Sindaco. Buongiorno a tutti, do un saluto di benvenuto a tutte le autorità politiche presenti, all'assessore regionale alla sanità Mario Nieddu, al commissario di Ares ATS Massimo Temussi, agli onorevoli consiglieri regionali, ai senatori presenti e ai deputati della Repubblica presenti. E un saluto affettuoso naturalmente a tutti i consiglieri comunali e alla Giunta. Questo è un Consiglio Comunale aperto che è il primo di una nuova consigliatura che si è insediata di recente e il Consiglio Comunale ha deciso di convocare sia i vertici regionali della sanità per quanto attiene alla programmazione e per quanto attiene alla gestione, quindi assessorato e ATS Ares, e i sindaci del territorio, nonché le associazioni che saluto e prima me ne sono scordato, che si occupano dei problemi sanitari della nostra città e del nostro territorio, per discutere di un tema di cui abbiamo già discusso decine di volte in tutte le conferenze sociosanitarie che si sono svolte negli ultimi anni, anche quando l'assessore non era l'onorevole Mario Nieddu, ma avevamo un altro assessore. Quindi i problemi si trascinano. Cosa vorremmo in realtà oggi? Non che questa sia una riunione aperta, pubblica, dove si enunciano e si elencano un'ennesima volta i problemi che conosciamo tutti. In questo periodo stavamo preparando come sindaci del territorio un documento da mandare all'assessorato e all'ATS e ci siamo sentiti spesso con i sindaci del nostro distretto, della conferenza sociosanitaria o del Plus, e si è detto: ma che dati gli mandiamo? Tanto sanno già tutto loro, i problemi li abbiamo segnalato tante volte. Quindi il fatto che manchino 134 medici all'ospedale San Francesco, che ci siano 24 direzioni scoperte su 29, che manchino un numero X di infermieri, che le ore di specialistica nelle case della salute debbono essere aumentate, che mancano i pediatri, che mancano i medici di famiglia nei nostri paesi, eccetera, 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 penso che lo sappiamo tutti. Allora chiediamo un impegno e io sono sicuro che questo impegno possa essere, con la coesione di tutti, secondo il principio di leale collaborazione, con l'impegno di tutti, possa essere onorato. E cioè l'impegno deve essere questo: noi mettiamoci un termine, facciamo come nelle opere pubbliche, un cronoprogramma, e diciamo entro giugno, entro settembre dobbiamo aver bandito i concorsi, fatto le assunzioni, chiamato i medici di famiglia, chiamato i pediatri, aumentate le ore di specialistica nelle nostre varie case della salute. Lo dobbiamo fare. Non è una questione di colore politico, non è una questione che la Regione non lo vuole fare, perché siamo sicuri che lo voglia fare, però purtroppo 1000 ostacoli anche burocratici si frappongono tra la volontà e il fare. Ecco, questa volta dobbiamo uscirne con la soluzione. Noi come territorio chiediamo questo, almeno io mi faccio umilmente portatore di una voce che ho sentito corale da parte di tutti. Prendiamo un impegno da uomini d'onore e diciamo: noi entro giugno, entro settembre dobbiamo aver risolto il problema, e facciamo un check ogni tanto di come sta andando il procedimento. Questa è la mia proposta. Molte volte con l'assessore ci siamo confrontati e anche non scontrati, ma lui mi dice: ma quando tu critichi così stai criticando la Regione? No, non è che sto criticando la Regione, è che è un problema che dobbiamo risolvere. Lo criticavamo anche quando la giunta regionale era di un altro colore politico. Non è una questione di colore politico. Quindi quello che chiediamo è: mancano 24 primari su 29? Assumiamoli, perché se noi non abbiamo i primari, l'ospedale non sarà più una scuola come lo era prima.
Se noi non abbiamo i pediatri o i medici di famiglia per dire a Oliena, abbiamo un problema enorme. Non possiamo tenere una comunità di 7.000 abitanti senza medici di famiglia. Da dove li troviamo? Da sottoterra. Non è che li dobbiamo trovare. Un sistema deve essere fatto. Chiamiamo quelli in pensione, prendiamo gli specializzandi, mettiamo il camice all'infermiere, non lo so. Facciamo qualcosa. Grazie. Buon lavoro a tutti. Grazie Sindaco. Ricordo che questa postazione garantisce l'intervento senza mascherina, quindi si può rivolgere anche dal leggio, sarà comunque efficace l'amplificazione. Ora chiedo, non c'è un sistema di prenotazione, quindi chiedo chi vuole intervenire può alzare la mano, prenotarsi. Prego. Prego Marilena, dite anche il nome per cortesia. Prego. Purtroppo. Dove è il dito? Prego. Ok. Allora, mi dispiace dover leggere e dare lettura, però non sono qui da sola, cioè idealmente sono qui con le 5.200 associati di Vivere a Colori e sono qui con le 8.000 sottoscrizioni che ci hanno dato quando abbiamo lanciato la petizione. Marilena, puoi anche abbassarti la mascherina, tanto c'è la distanza dal microfono. Ok. Buongiorno a tutti i presenti e grazie dell'attenzione e dello spazio che ci state dedicando in questa giornata. Grazie al Sindaco Andrea Soddu, grazie al Presidente Sebastian Cocco e grazie a tutti i consiglieri per la sensibilità e il supporto manifestato nell'accogliere il documento siglato dai malati dell'associazione. Certo, sembra strano che fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, con lo smantellamento del reparto di oncologia, sia stato necessario investire le energie dei malati. Immagino ricordiate tutti le manifestazioni nel piazzale dell'ospedale San Francesco, che ci ha visti incatenati al fine di ottenere l'ascolto di chi gestisce il servizio sanitario. Ci aspettavamo di essere tutelati prima di tutto dai rappresentanti del popolo, ai quali abbiamo dato fiducia nell'esercizio del potere, alla tutela dei diritti costituzionali garantiti. Credevamo, sbagliando, di orientare tutta la forza in un'unica direzione, di giocare la nostra partita contro la morte, per cui ogni energia si fa preziosa e indispensabile, mentre altri, più titolati, provvedevano a garantire il miglior servizio possibile per l'accesso e la fruizione delle cure, secondo quanto sancito dall'articolo 2 della Costituzione italiana. Speriamo che con oggi finisca il tempo della parola e delle promesse. Speriamo soprattutto non si debbano sentire discorsi per il futuro, perché i malati con gravi patologie sono costretti a vivere nel presente e a riscrivere il tempo. Chiediamo certezze, vogliamo vedere le nostre richieste tradotte concretamente in azioni, in servizi, nel diritto non auspicato ma accessibile e fruibile. Ci fa piacere, ci onora la presenza dell'assessore Mario Nieddu, del commissario straordinario Massimo Timussi e di tutte le rappresentanze. A loro ci rivolgiamo affinché le richieste contenute nel documento siano accolte e messe in atto. Si deve garantire la cura di tutti i pazienti cronici e non, Covid e non. Il paziente fragile, abbandonato al suo destino,
è quello che può avere le peggiori conseguenze in questo periodo di terribile pandemia. Devono essere ripristinati tutti i servizi dell'ospedale San Francesco, si devono riaprire le unità operative, deve essere garantita l'organizzazione di percorsi diagnostici e terapeutici e follow-up per tutti i malati con diverse patologie. Chiediamo una sanità diversa, efficace, laica e umana, completamente pubblica e gratuita. Chiediamo in ultima analisi che venga sanata la grave situazione del nostro ospedale e che si ponga fine alla drammatica ricaduta sulla popolazione di tutto il Nuorese. Parte da questo Consiglio Comunale la nostra marcia della speranza, finalizzata a portare le nostre richieste all'attenzione di ogni carica istituzionale. Partiremo con la valigia sarda, che questa volta avrà un contenuto speciale. Ci saranno le 8.000 sottoscrizioni della nostra petizione, 8.000 firme di denuncia e richiesta. Una valigia appesantita dalle testimonianze della sofferenza e del dolore. Da Nuoro a Cagliari, in Regione, dove attendiamo l'audizione da parte della Commissione Sanità, e da Cagliari verso Roma. Con le poche energie che ci rimangono, supportate dalle famiglie, dagli amici e da tutti i cittadini che stanno lottando con noi ormai da tempo, ci dirigeremo verso Roma, dove ci attende il Ministro Speranza, già nostro interlocutore. Speriamo di concludere il nostro viaggio con l'accoglienza del Santo Padre. Chiederemo a Papa Francesco una benedizione speciale, una preghiera che ci dia la forza di continuare la battaglia più importante, che è quella per la vita. Ci affideremo a Lui per un ulteriore aiuto, questa volta divino, per il riconoscimento del diritto alla salute per tutti. La coesione, l'unione delle forze e la competenza politica e gestionale devono farsi garanti del diritto di ciascuno di noi a sopravvivere e dare dignità anche alla malattia. La battaglia intrapresa non può essere di parte, non può avere ideologie, reddito e colore politico. Si tratta di una battaglia corale che trova voce e vibra per arrivare lontano. Aiutateci a tornare a vivere a colori. Grazie Marilena anche per l'impegno che metti anche a favore anche degli altri. Mi hai anche ricordato nell'intervento, nel frattempo prego chi vuole intervenire di prenotarsi, che tutti i gruppi consigliari hanno concordato questo momento, riunendosi su un tema così importante, e ne approfitto per ringraziare tutti i gruppi del Consiglio Comunale di maggioranza e di opposizione. Si è prenotata la signora Meloni Maria dell'Associazione Malattie Rare Nuoro. Prego. Vi chiedo di stare nei 5 minuti. Marilena è stata bravissima. Buongiorno a tutti, io sono Maria Meloni, presidente dell'Associazione Malattie Rare in Sardegna e da tempo mi occupo di malattie rari. Conosco bene i problemi non solo di Nuoro ma di tutta la Sardegna, poiché i miei soci sono residenti in tutta la Sardegna, ci occupiamo anche di malati cronici, non solo di malattie rare. E quello che io oggi sono venuta a fare è un discorso breve, ma dove riguarda appunto il discorso associazioni e la città di Nuoro. Perché? Perché Nuoro è sempre dietro a tutti. Nuoro non è mai ascoltata. Nuoro è perché è Nuoro. No, è Nuoro. Il San Francesco è l'eccellenza della regione Sardegna. Che piaccia o non piaccia, ve li posso presentare a uno e sono tutti ricercatori, qualcuno anche di fama internazionale. Eppure Nuoro non riesce a decollare. Perché? Cosa c'ha Nuoro che non va? Perché al centro della Sardegna
Perché Nuoro non può essere referente anche universitario come laboratori scientifici di ricercatori? Perché Nuoro non può essere capofila al centro della Sardegna e richiamare anche ragazzi che vorrebbero venire dal continente a studiare qua in Sardegna? Perché abbiamo tante patologie rare che magari lì in continente purtroppo non esistono, ecco quindi invece in Sardegna c'è un'alta incidenza ed ecco che quindi qui ci possono, fra virgolette, studiare come cavie. Dio non me ne voglia che ho usato questo termine, magari qualcuno si può offendere. Ma lo dico da malato raro perché sono malato anch'io e quindi non offendo nessuno e non mi offendo. Siamo liberi di pensare, di ragionare. Chiediamo anche un mezzo di trasporto per le persone che hanno bisogno di fare riabilitazione fisioterapica a Oristano, perché il grande dottor Nieddu ha rimesso in auge il centro di San Martino e quindi chiediamo dei mezzi di trasporto, chiediamo collegamenti Nuoro-Oristano, Oristano-Nuoro, perché c'è tanto traffico tra Nuoro e Oristano, non è vero che non ce n'è come, soprattutto i giovani che si spostano a lavorare nella categoria del settore alberghiero. Io ci ho lavorato tanti anni, se non lo so io, prima di ammalarmi. C'è tanto da fare. Nuoro, ripeto, non è dietro a nessuno. Noi, grazie a Dio, ci possiamo permettere il lusso di non essere gelosi e di non essere secondi a nessuno. Chi vuol capire capisca. Io chiudo qua perché non posso dilungarmi. Però ragazzi, portateci a Roma, fate qualcosa. Veramente. Grazie. Grazie Maria. Prego. Liliana Meini per l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Saluto tutti e soprattutto il dottor Nieddu, nel quale riponiamo tante speranze. Io sono qui per rappresentare il disagio delle persone con sclerosi multipla che in questo tempo di pandemia hanno sofferto l'aggravarsi delle condizioni di vita per la scarsa risposta ai propri bisogni, per la carenza di servizi e prestazioni sociosanitarie. La paura dei Covid-19 ha esacerbato le problematiche della patologia cronica. Le persone con sclerosi multipla hanno avuto poco sostegno dai medici di famiglia e anche dai medici della neurologia, loro principale riferimento. In periodo di Covid la sezione di Nuoro, attraverso l'attività di relazione e contatto con le persone con SM, è venuta a conoscenza di numerose criticità, alcune delle quali preesistenti al periodo dell'emergenza. La carenza dei neurologi disorienta. Le persone con sclerosi multipla non riescono a creare la relazione medico-paziente, quella che favorisce l'aderenza alle cure e spesso placa l'angoscia di chi combatte la malattia sanitaria. La carenza dei neurologi, tale realtà spinge le persone a cercare risposte in altri centri in Sardegna o in altre regioni italiane, con grande dispendio di energie fisiche, psicologiche, economiche, oppure ancor peggio si chiudono nella rassegnazione e depressione. In questo periodo la situazione è diventata ancora più grave. Le visite, le risonanze e persino le cure infusionali sono state rimodulate nell'ambulatorio neurologico. Non esiste sostegno psicologico al di fuori del centro di igiene mentale oppure nel privato. La riabilitazione non esiste, la fisioterapia non è garantita a tutte le persone e io chiedo che la fisiatria dedichi uno spazio anche a Nuoro per le persone che hanno bisogno di sostegno senza dover andare ad Oristano.
La sezione di Nuoro ha intercettato il bisogno con la psicologa della rete AISMI, ma purtroppo non può reggere il carico delle richieste. Abbiamo registrato lamentele da alcune persone con sclerosi multipla che da 18 mesi non hanno avuto possibilità di accedere all'ambulatorio per le visite programmate, per aggiornare le cure o fare risonanza. Nel reparto di neurologia del San Francesco, 7 neurologi devono far fronte alle necessità del reparto, alla stroke unit, all'ambulatorio e anche un turno nel reparto Covid, per cui i malati cronici debbono mettersi l'animo in pace a meno che non abbiano una ricaduta in corso. Il numero delle persone con sclerosi multipla in provincia di Nuoro sono 1 migliaio, 500 e più sono seguite dal centro sclerosi di Nuoro. Le altre ingrossano le file del Binaghi, del San Raffaele, di Pisa, San Marino. Non menziono l'ospedale di Sassari perché ha le medesime carenze di Nuoro. Quello che ci lascia perplessi è la scarsa considerazione delle istituzioni per i problemi dei cittadini con disabilità. Le associazioni e sindaci di alcuni paesi hanno manifestato le difficoltà ancor prima dello scoppio della pandemia nelle varie riunioni della conferenza socio-territoriale, alcune alla presenza dei vertici ATS della Regione, senza mai ottenere una risposta concreta, al di là di vaghe promesse, tutte declinate al futuro. La sclerosi multipla è, come altre patologie croniche, è una pietra gettata nello stagno, che si allarga in cerchi concentrici e interessa tutte le sfere della vita della persona, fisica, mentale, familiare, sociale, lavorativa. Cosa è stato fatto sinora in Sardegna? La regione dove si registrano 370 casi ogni 100.000 abitanti, che con il suo carico di 6.300 persone con sclerosi multipla un paio di anni fa, è la prima regione in Italia, al pari di poche altre nazioni nel nord Europa. Ricordo che questa malattia colpisce giovani dai 20 ai 40 anni e purtroppo non sono esenti i bambini che devono combattere i sintomi della sclerosi, una condizione di vita da metabolizzare. E se non si incontrano al momento della diagnosi le giuste persone competenti, la situazione può degenerare. Cosa è stato fatto finora? Il PDTA, documento approvato nel febbraio 2019, giace nel cassetto di qualche funzionario in regione. PDTA, ovvero percorso diagnostico terapeutico assistenziale per l'ASM, è un documento frutto di un lungo lavoro di rete tra i neurologi di tutti gli ospedali della Sardegna, l'assessorato, in collaborazione con l'Università Bocconi e con l'AISMI, un modello di presa in carico delle persone dal momento della diagnosi per tutto il percorso di vita. Abbiamo nutrito tante speranze nella convinzione che finalmente si potesse attuare la presa in carico delle persone nei luoghi in cui vivono, evitando tanti viaggi della speranza. Però il PDTA è impossibile da attivare senza risorse dedicate, per cui AISMI oggi chiede di potenziare il reparto di neurologia e destinare neurologi alla cura della sclerosi multipla e delle malattie croniche neurologiche in numero congruo al numero dei pazienti da seguire, perché il centro sclerosi a Nuoro non perda la funzione di centro di eccellenza in grado di interagire alla pari con gli altri centri regionali e nazionali per erogare quei servizi che chiediamo per tutte le persone con SM sparse in ogni piccolo e grande paese della Sardegna. Chiediamo la piena applicazione degli indirizzi e degli attesi livelli essenziali di assistenza per le persone con sclerosi multipla e non solo, a partire dall'effettiva applicazione del PDTA regionale. Chiediamo che il San Francesco non sia smantellato e che possa lavorare in rete con gli attivanti servizi territoriali per essere vicini alle persone con patologie croniche. Come ultima richiesta, vorremmo avere informazioni certe sul piano vaccinale per le persone con sclerosi multipla che sono inserite nella fase 2 del piano alla categoria 1.
Speriamo che oggi gli appelli di tutti noi non cadano nel vuoto. Grazie, dottoressa Meini. Non vedo. Chi è? Prego. Buongiorno a tutti. Sono Francesco Lai, componente del direttivo dell'Associazione Trapiantati Sardegna. Porto il caloroso saluto del Presidente Luigi Bellu, impossibilitato a partecipare poiché impegnato in visite di controllo a Cagliari, come centinaia di trapiantati del centro e nord Sardegna, costretti ad affrontare faticosi e dispendiosi viaggi, a volte anche pernotamenti, per eseguire i controlli periodici previsti dal protocollo presso il Day Hospital del centro trapianti dell'ospedale Bruzzo. Si deve tener conto che si tratta di persone debilitate dai problemi sanitari e quindi più fragili. Ci sono pazienti che devono percorrere 400, 500 e chi 600 km per potersi recare a Cagliari e effettuare i controlli. Per questo motivo abbiamo chiesto e chiediamo di creare le condizioni per effettuare i controlli quanto più vicino al proprio domicilio, per evitare i gravi disagi che incontrano i malati. Spesso si tratta di persone che hanno perso il lavoro a seguito delle loro problematiche. A volte hanno difficoltà anche economiche per poter fare gli spostamenti verso il Bruzzo e poter effettuare i controlli. E la Regione Sardegna prevede rimborsare solo in parte gli oneri economici per gli spostamenti. L'Associazione Trapiantati Sardegna, che riunisce 140 trapiantati di fegato del centro, del nord e dell'est Sardegna, farà presente di aver presentato nel 2017 un progetto che aveva come obiettivo l'apertura di un ambulatorio per i trapiantati di fegato, appunto del centro, del nord e dell'est Sardegna, presso il San Francesco di Nuoro. Il suddetto progetto è stato esaminato in data 27/2/2018 dal direttore dell'ASL di Nuoro, dottor Andrea Marras, approvato e inviato all'allora assessore alla sanità Luigi Arru, il quale dopo averlo esaminato l'ha approvato e inviato alla direzione generale ATS Sardegna nella figura del dottor Fulvio Murano, il quale a sua volta lo ha inoltrato all'allora direttrice della ASL ATS di Nuoro, dottoressa Grazia Cattina, all'incirca alla fine del 2018. Da allora il nostro progetto è fermo, bloccato, senza che ci siano state date delle valide giustificazioni. Da tenere presente due elementi importanti che a questo progetto aveva dato l'ok anche il dottor Fausto Zambuni, responsabile regionale del centro trapianti, che ha dato la propria disponibilità a fare i dovuti corsi di formazione a 2 medici del San Francesco di Nuoro, i quali hanno dato per iscritto la loro disponibilità a seguire i corsi di formazione presso il centro trapianti di fegato dell'ospedale Bruzzo di Cagliari. La istituzione di un ambulatorio dedicato ai controlli a Nuoro si può realizzare senza costi aggiuntivi, moltiplicando le ore annue necessarie per i controlli per il numero degli assistiti del centro nord Sardegna. Si crea così un battente che prevede l'utilizzo di 2 medici e di 2 infermieri per un ambulatorio da realizzare a Nuoro. L'attuale pandemia ha reso ancora più complicato l'effettuazione dei controlli che sono stati pericolosamente rarefatti. La nostra associazione ritiene che il fondamentale diritto alla salute debba essere esercitato avvicinando il più possibile le strutture al paziente. Pertanto riteniamo che l'ospedale San Francesco, come è stato nel passato, debba recuperare il ruolo fondamentale del territorio, un ruolo di riferimento, ed è per questo necessario un ulteriore salto di qualità, con il riconoscimento di centro di secondo livello. Anche la nostra associazione rivendica la rapida copertura dei posti vacanti, sia nelle strutture ospedaliere che nella medicina territoriale, per un efficiente servizio diffuso che limiti l'ospedalizzazione. Qui ringrazio innanzitutto dell'invito, perché è una delle poche possibilità che ci viene data di poterci confrontare con le istituzioni tutte, a iniziare dal Consiglio Comunale, però per arrivare anche ai parlamentari, perché ho visto che ci sono dei parlamentari e ai consiglieri regionali. Sono sicuro che l'intervento delle associazioni abbia una funzione di stimolo perché si possano risolvere i problemi
della sanità nuorese che, come le associazioni stanno elencando, sono abbastanza gravi. Fiducioso in questo, che sia uno stimolo utile e necessario anche, sono fiducioso che comunque le istituzioni adesso prendano in mano i problemi e li risolvano. Grazie a tutti. Grazie mille. Prego, venga signora. Sì, dall'Egio sì. Dall'Egio sì. Buongiorno a tutti. Ringrazio dell'invito al sindaco. Si può presentare per cortesemente? Come? Si può presentare? Ah, sembrava che l'avessi già detto. No. Allora, sono Maria Grazia Mortara, presidente dell'Associazione di Parkinsoniani di Nuoro e del territorio. Allora, stavo iniziando con ringraziare sia il sindaco che tutta l'amministrazione comunale per aver preso questo impegno di incontrarci. Intendo tutta l'amministrazione comunale, perché penso che essendo giovani lavorate in armonia, senza esserci una netta distinzione tra maggioranza e opposizione. Almeno me lo auguro. Che cosa... Quando ho visto l'ordine del giorno, sono rimasta un po' così. Perché? Perché a discutere ancora sulle problematiche della situazione sanitaria. Nel nostro territorio. È chiaro, è lampante, in tutta l'Italia, in tutto il mondo. Arriviamo al dunque, a chi abbiamo votato, a chi abbiamo dato fiducia nel rappresentarci, nel studiare i problemi. Non che siamo venuti noi, da quello che ho visto fino adesso, abbiamo fatto una passerella, con me compresa, di lamentele, di quello che non abbiamo e che abbiamo, ripeto, tutti malati, senza nessuna distinzione, qualunque sia la patologia, il diritto alla salute. Diceva dottor Migaleddu che il diritto alla salute non è quello di essere curati, ma di vivere sani. Di vivere sani. Perché purtroppo abbiamo distrutto il nostro territorio. La nostra generazione ha cercato... è stata molto avida di possedere e abbiamo distrutto l'ambiente. Gli incendi aumentano tutti gli anni con tutte le varie prevenzioni, che poi non sono manco prevenzioni vere, perché la prevenzione va fatta come si deve, in tutto, a 360 gradi. Ma a parte questo, in effetti siamo partiti. Abbiamo iniziato con la Quaresima l'anno scorso, manca a far la posta. E oggi stiamo andando avanti con la Quaresima, e questo infatti però è veramente dura continuare ad andare avanti così e non si vedono risultati. È stato messo molto in evidenza il problema dell'ospedale. Un aspetto è stato trascurato: gli ambulatori territoriali. Che fine hanno fatto? Durante tutta questa emergenza, che cosa hanno fatto? Che cos'è che era tutto chiuso? Non è possibile. Ci sono malati cronici, io non dico solo i malati parkinsoniani, tutti quelli che hanno elencato, a partire dalla sclerosi multipla, tutte le malattie neurodegenerative e ovviamente compresa i parkinsoniani. Sono 2 o 3 anni che non ricevono una visita, che poi non hanno bisogno solo del neurologo,
essendo delle patologie complesse, e questo con dottor Nieddu ne abbiamo parlato. E prima, precedentemente, che ne abbiamo parlato anche con dottor Moirano, per mettere in atto il piano della cronicità. Concluda per cortesia che sta finendo il tempo. Sta finendo il tempo, concluda per cortesia. Non ho capito. Può concludere, sta finendo il tempo. No, sono venuta, oggi mi lasciate parlare, mi dispiace. No, non esiste. È l'unico momento che abbiamo avuto, già tutti gli altri Sì, signora, ma non c'è solo lei, però, abbia pazienza. No, lo so, ma sto parlando in generale. Allora, per quanto riguarda il piano della cronicità, che esiste, è stato firmato tra regioni e il nazionale, e ancora oggi non sto fatto niente. Adesso vado avanti per accelerare in modo che veramente non mi tagliano l'intervento. Per quanto riguarda il piano delle cronicità, abbiamo chiesto l'appuntamento con la dottoressa Cattina, che era la dirigente dell'ASL, nel 2019. Sensibile come è sempre stata, nel sentire le varie problematiche delle varie associazioni e da vera manager, ha cercato di attuarlo il piano della cronicità. Ha messo insieme un team multidisciplinare perché per prendere in carico la persona non ha bisogno soltanto del neurologo con patologie così complesse. È necessario un gruppo ben preciso perché non si possono curare le persone a segmenti. Il corpo umano è una struttura assai complessa e se si cura tutto, non a segmenti. E allora con l'arrivo della pandemia si è bloccato tutto. Tanto lavoro fatto da tutte le equipe che in modo intelligente e veramente da persona competente ha mandato avanti. Io ero felice come una bambina perché finalmente a Natale avevamo una bella sorpresa ed era il PDTA e invece no, niente, tutto bloccato. E tanto lavoro. Grazie, la devo interrompere. Sì, vabbè, tanto se l'assessore Nieddu, Sì. questo lo lasci concludere. Allora, se l'assessore Nieddu... C'è il cecchino pronto lì, eh? Sì. Allora, se l'assessore Nieddu ha buona memoria dell'incontro che abbiamo avuto, anche allora aveva preso degli appunti per quanto riguarda il Nieddu. Niente, manco elencate le problematiche dei parkinsoniani. Sembra che in Sardegna non esistano i malati di Parkinson. Allora, io chiudo. Grazie. Grazie. Chiudo il mio intervento sì. con il semprafurismo di Pablo Neruda, il quale aveva detto che la speranza ha due figli, lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno è per quello che non si fa, per come stanno andando le cose. La speranza e il coraggio è cercare di cambiarle. E io ho fiducia in lei e in tutta la vostra amministrazione perché vi ho votato. Pensavo che ci fosse un cambiamento. Grazie, arrivederci. Grazie. No, signore, c'è anche la pazienza come virtù. Grazie a lei. Credo che il dottor Temussi avesse un problema di orario, per cui se vuole, quando vuole intervenire può anche prenotarsi. Va bene, quindi posso, se chi vuole, anche dei consiglieri, non so chi si vuole prenotare, consiglieri regionali, parlamentari. Scusate, ma io da qua vedo anche poco, diciamo. Prego, dottor Temussi.
Allora, intanto buongiorno a tutti, buongiorno Sindaco, consiglieri, presenti. Io volevo fare il punto da tecnico, quali sono anche in riferimento all'ultima riunione che abbiamo avuto con i sindaci del Nuorese per dare delle risposte, perché siamo anche pagati per qua? Ok, perfetto. Per fare questo. Quindi in realtà dall'ultima riunione che abbiamo avuto noi, come promesso, abbiamo nominato il primario di ortopedia, abbiamo espletato 3 concorsi, pneumologia, centro trasfusionale e anestesia, chiamiamo questa settimana già i primi medici per anestesia. Nominiamo questa settimana le facenti funzioni di cardiologia, ma con la promessa di fare il bando perché, come si è detto, i primari devono essere attrattivi e sono la base dell'organizzazione dell'ospedale. Abbiamo bandito chirurgia, anche questo l'avevamo promesso, sia per attrarre tramite chirurgia robotica generale, ed è già scaduto il bando. Poi nefrologia, nominiamo un articolo 42 che viene dall'Abruzzo, è una soluzione pro tempore, ma stiamo cercando soluzioni di lungo periodo. Successivamente abbiamo in fase di progettazione proprio adesso la nuova oncologia, che tra l'altro è finanziata col piano Covid, e obiettivamente abbiamo da aspettare 15 selezioni programmate a fine 2019 che ho ereditato, ma le stiamo mandando avanti con un cronoprogramma preciso che sottoporremo anche all'assessorato. Poi abbiamo riaperto intanto la parte analgesia, come avevo promesso anche questo, e potenziato tutte le attività chirurgiche. Ora, il problema obiettivamente c'è un problema di transizione Covid-non Covid. Siamo in un momento in cui siamo un po' di passaggio, no? E tutte le cose che abbiamo ascoltato, dall'oncologia alla sclerosi multipla e ai trapianti e ai trapiantati, sono in realtà figli di quello che è successo assolutamente, non direi in tutta Italia, ma in tutto il mondo, ovvero il fattore che manca sono i medici. E avendo aperto 600 posti letto in più, ovvio che purtroppo il fattore produttivo mancante continuano ad essere i medici. Chiaramente siamo in una fase di passaggio e anche di ripensamento di tutto il percorso sanitario, perché è vero che i dati ci danno ragione e grazie a quello che è stato fatto anche qua nel Nuorese con lo screening ancora di più ci stiamo avvicinando a una zona bianca, ma sapete anche che nel frattempo abbiamo qualche caso preso di petto già di variante inglese che ci fa preoccupare, quindi ripristinare tutte le attività chiudendo posti Covid secondo me è molto rischioso, ma l'assessore vi dirà più di me. Quindi noi tecnicamente siamo in una fase di stand-by, non possiamo ripartire con tutte le attività, diciamo, in una fase normale della sanità, perché ancora il Covid c'è, esiste, ci sarà per un po'. Se il Presidente Draghi mantiene le promesse, ci avvieremo a fare 500.000 vaccini al giorno in Italia, significa per la Sardegna più o meno 15.000, e quindi questo, insomma, 2 mesi e mezzo, massimo 3, potremo vaccinare tutta la popolazione, che significa avere un po' più di speranza su quello che stiamo vivendo. Però no, io non l'ho interrotta. Però, No. Non è un contraddittorio questo, mi scusi. No, scusi Maria. Poi quello che vuole mi trova là e parliamo di quello che vuole, però se facciamo così non riesco. Io ho ascoltato con attenzione, come ho detto, quello che anzi più volte ho ascoltato anche l'associazione che sta Vivere a Colori, perché insomma sono cose piuttosto non solo delicate che ovviamente impattano su migliaia di persone, e io penso anche alle famiglie dei malati oncologici, quindi la sensibilità non possiamo non averla facendo questo lavoro, e credo che dimostriamo tutti i giorni di averla. Ascoltare è la prima regola e cercare di agire è la prima regola, però questo che abbiamo fatto in meno di 3 settimane credo che non sia poco. Stiamo cercando di andare avanti con le risorse umane che abbiamo e anche con qualche strategia. Per esempio sull'anestesia non abbiamo bandito le sedi di Sassari e Cagliari, ovviamente centinaia di chiamate, ma io lo so che se avessi bandito le sedi di Sassari e Cagliari tutti avrebbero fatto domanda per Sassari e Cagliari, e lo sappiamo, sono polarizzanti, ne abbiamo parlato, c'è un problema anche di polarizzazione della sanità, perché chiaramente tutti i medici alla fine fuggono e chiedono di andare nei 2 poli della Sardegna. È un problema che a Nuoro, è un problema che a Oristano, che a Lanusei, e quindi appositamente non l'abbiamo partito. È uno stratagemma che ovviamente è una scorciatoia, però anche con queste strategie cerchiamo di garantire che il percorso assistenziale qua a Nuoro sia di primo livello, così come ho detto più volte e continuo a dirlo, secondo me Nuoro è il miglior ospedale della Sardegna dal punto di vista strutturale,
ha qualche problemino di chiusura di un percorso di investimento, e anche su questo stiamo lavorando. Abbiamo già parlato con la controparte su un'annosa questione che conoscete bene sul progetto di Nuoro. Abbiamo fatto molti passi avanti e io conto di chiuderla nel più breve tempo possibile. Però detto questo, insomma, c'è da ragionare sul fatto, e sta sul tavolo di tutti, che ancora il Covid non è sparito e non possiamo parlare di situazione normale. Non c'è una situazione normale, non bisogna abbassare la guardia, e stiamo soffrendo qua, come in tutti i territori d'Italia, d'Europa e di tutto il mondo, del fatto che comunque il Covid ha assorbito delle risorse fondamentali importanti per garantire un percorso sanitario corretto. Quindi questo è comunque, continua a essere un punto all'ordine del giorno che non posso dare risposta io, credo non ne possa dare l'assessore che è bersagliato 100 volte più di me da richieste ovviamente coerenti come quelle che avete fatto, però bisogna partire anche da un fattore comune. Questa è la situazione della sanità non solo regionale, in tutto il mondo, quindi bisogna ragionare su questo. Per il resto, come vedete, le promesse le ho mantenute e continuerò a mantenerle in tutto ciò che riguarda l'ATS e l'organizzazione sanitaria del territorio. Grazie. Grazie dottor Temussi. Mi dicono che l'onorevole Mara Lappia è collegata da remoto e vorrebbe intervenire. Chiedo. Eccoci, buongiorno. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Vi ringrazio per avermi invitata, ringrazio i colleghi, il sindaco Andrea Soddu, Sebastian Cocco, ringrazio l'assessore Mario Nieddu per la partecipazione, ringrazio tutti i sindaci, i colleghi che sono presenti, ringrazio in particolare tutte le categorie che sono presenti, la loro testimonianza come sempre mi ha colpito tantissimo. Sono contenta di parlare dopo Massimo Temussi perché ha dato dei dati che non posso fare a meno di contestare. La prima contestazione che faccio è che mi sentite come audio abbastanza benissimo. bene? Benissimo. La prima contestazione che faccio è che a noi il Covid a Nuoro non è che ha cambiato di molto le cose. Perché questo? Perché l'ospedale San Francesco di Nuoro era già in ginocchio. Quindi non credo che è arrivato solamente il colpo di grazia. Quando ci siamo riuniti l'ultima volta io avevo già previsto la chiusura della chirurgia, però insomma mi è stato dato della catastrofista e anche in toni non molto gentili, però certe cose le avevo già previste anche perché avevo già visitato i reparti, quindi non c'erano dubbi su quello che stava per succedere, ma io questo ospedale lo conosco molto bene da quando sono diventata parlamentare. E quando io sono diventata parlamentare a marzo di 3 anni fa la situazione era già questa, però quando insomma questa giunta regionale ha iniziato, si era presentata, aveva fatto tante promesse per quanto riguardava il miglioramento, sicuramente non ha trovato una buona situazione, ma non è assolutamente migliorata. Quindi oggi parliamo dell'ospedale San Francesco. Innanzitutto voglio precisare una cosa, abbiamo parlato del reparto di oncologia. Quindi l'oncologia è stata messa in ginocchio in questo periodo e sicuramente l'esigenza, ne abbiamo parlato con Mario Nieddu, e l'esigenza era un'esigenza importante, d'accordo? Perché abbiamo dovuto lasciare spazio all'anestesia e rianimazione, però l'esigenza era quella immediatamente di dare spazio a quel reparto, cosa che oggi ancora non è avvenuta. Però io voglio dare oggi un altro grido di allarme, vediamo se anche oggi sarò definita catastrofista. Abbiamo un altro grossissimo problema nel nostro territorio che è quello dell'hospice e dell'assistenza domiciliare. Questo per... Che succede? Ah no, scusate, stavo muovendo il mouse. Questo perché? Perché la prossima struttura che noi avremo in chiusura nel nostro territorio è l'hospice. Io su questo ho parlato diverse volte con Mario Nieddu. Sono dovuta andare a Cagliari 2 volte per incontrare l'ex commissario Steri, ho incontrato su questo Massimo Temussi
Quindi ci dobbiamo ritrovare qui a Nuoro a elemosinare anche gli OS e gli infermieri. Non ho mai avuto risposta, perché veramente è assurdo che un parlamentare della Commissione Sanità si debba ridurre veramente, tra virgolette, perdonatemi il termine, a elemosinare un OS e un infermiere per una struttura importante nel nostro territorio che è l'hospice, per far sì che si porti avanti il lavoro e l'assistenza domiciliare, e siamo anche a corto di medici per l'hospice, perché 2 prossimamente andranno in pensione e sappiate che la prossima struttura nel nostro territorio in chiusura sarà l'hospice. Un'altra cosa, abbiamo parlato anche in questo periodo della chiusura della nefrologia. Bene, se noi non vogliamo che si chiudano le strutture, ricordiamoci che non è il caso di fare nomine politiche, perché se poi andiamo a nominare i primari che già non abbiamo, come è successo nella nefrologia, e li nominiamo come direttori d'area ad Olbia, bene, allora a questo punto, signori, evitiamo di mandare i nostri medici a fare i direttori, perché se noi facciamo questo, chiaramente ci leviamo i primari e i nostri direttori, e a questo punto non abbiamo più medici, già ne abbiamo pochi, non ne abbiamo più. Un'altra cosa, per quanto riguarda l'oncologia territoriale, io ho seguito bene l'intervento dei malati oncologici. Avete chiuso l'oncologia territoriale a Siniscola. Ho fatto un'interrogazione parlamentare. Avete chiuso l'oncologia territoriale a Siniscola, tenendo aperta quella di Macomer. Siniscola fa parte di Nuoro. Non ho capito se il malato oncologico di Siniscola ha meno diritti del malato oncologico di Macomer. Le terapie infusionali a Siniscola antiblastiche hanno meno importanza di esistere di quelle di Macomer. Ancora ad oggi non sono state attivate. Avevate promesso di mettere anche un mezzo per portare i malati oncologici a Nuoro a fare le terapie infusionali, non l'avete mai fatto. Questo è un problema reale, d'accordo? Parliamo sempre di un tema importante: malati oncologici, dialisi. Le dialisi, come la nefrologia, non vanno più avanti nei territori. Dorgali chiuso. Un altro fatto gravissimo. Allora, per quanto riguarda la chirurgia, dei chirurghi, anche questa abbiamo detto poi che adesso Temussi ci dice che la chirurgia la stiamo risolvendo. Falso, assolutamente falso. La chirurgia non la stiamo risolvendo e non la risolveremo. Sappiate che nella chirurgia di Nuoro si fanno solamente le urgenze. Sapete cosa vuol dire? Che praticamente noi stiamo lasciando dietro tutti gli interventi programmati del polo più importante del centro Sardegna. Cosa vuol dire? Che non stiamo operando neanche i tumori. Questo è gravissimo. Noi dobbiamo fare che cosa? Turismo sanitario. Dobbiamo andare per gli interventi programmati a operarci dove? A Cagliari o a Sassari. Questa non è una soluzione. Qui bisogna fare i concorsi, e nei concorsi bisogna vincolare i chirurghi per restare a Nuoro non meno di 5 anni. Io non posso accettare dal nostro manager che ci venga detto: è normale che i chirurghi vogliono andare a Sassari e a Cagliari, ma come ho detto nella scorsa conferenza sociosanitaria, è normale che vogliono andare a Cagliari e a Sassari se a Nuoro si fanno 240 giorni di reperibilità. Cosa vuol dire? Ve lo dico in parole semplicissime. Che a Nuoro, se ci sono 5 chirurghi ad oggi che turnano, vuol dire che un chirurgo sa bene che se viene a lavorare a Nuoro per 240 giorni all'anno deve mangiare leggero, non deve uscire da Nuoro, deve stare attenta a tutto quello che fa, perché è reperibile, perché deve andare un reparto da un momento all'altro. Ma allora chi è che viene a Nuoro? Noi a Nuoro dobbiamo avere non meno di 14 chirurghi, ne abbiamo 5. Allora a questo punto vogliamo parlare di prestazioni aggiuntive come ci vengono proposte, o di persone che ci vengono date in prestito, o vogliamo pretendere come politici del territorio che venga fatto un concorso dove si vincolano oggi 10 chirurghi per restare a Nuoro? E non mi può dire a me oggi il commissario che abbiamo risolto Nuoro. No, non l'abbiamo risolto, perché se io ho un tumore del pancreas, ho un tumore del colon retto, ho dei problemi alla colecisti, voglio essere operata a Nuoro, perché Nuoro è stato un centro d'eccellenza.
per quanto riguarda la chirurgia. Un'altra cosa, il nostro assessore ha previsto per quanto riguarda le varianti come centro di studio Sassari e Cagliari. Ecco, anche questo la trovo una grandissima ingiustizia, perché noi abbiamo il laboratorio di ematologia più avanzato in Sardegna. La variante inglese è stata scoperta a Nuoro. Non vedo assolutamente perché debbano essere individuate Sassari e Cagliari. Quindi perché, io voglio chiedere oggi all'assessore Niedu, perché individua come centri Sassari e Cagliari e come al solito Nuoro viene messo da parte. Vi do, scusami Sì, Sebastian, sì, dammi perché solo qualche siamo stretti secondo con i perché sto tempi. portando... Prego, prego. Solo qualche secondo, perché sto portando anche a onor del vero per i sindaci dati certi. Un altro grido d'allarme è quello che riguarda la radiologia. Stiamo parlando di screening tumorale, fate attenzione perché ultimamente abbiamo le mammografie rimandate, previste per il 2021, rimandate al 2023. Stiamo parlando di screening tumorale al seno. Stiamo attenti perché noi avremo un picco di tumori altissimo in Sardegna e ce lo dirà un domani il registro tumori. La radiologia nel giro di 3 anni si è passata da 24 radiologi a 16. I trasferimenti non sono mai stati sostituiti, assessore. I tecnici radiologi sono passati da 30 a 19. Abbiamo apparecchi in dotazione solo 2 risonanze, di cui una necessita dell'upgrade, 2 TAC solamente, 3 ecografi, un angiografo e peraltro succede questo, avete sostituito di recente i tecnici all'Anusei, Oristano, Abruzzo, non avete fatto nessuna sostituzione a Nuoro, nonostante le molteplici richieste. Vorrei parlare anche dello screening, ma l'avete letto sui giornali, quindi visto che sono fuori tempo ve lo evito. Però c'è una cosa molto importante che vorrei dire. Allora, abbiamo parlato di malattie rare, di oncologici, di Parkinson e di tutte queste malattie. Allora, io voglio sottolineare una cosa, in particolare al sindaco di Nuoro. Allora, i nostri malati di malattie neurodegenerative o di malattie autoimmuni sono costretti ancora ad oggi, malgrado tutti i miei solleciti, con i piani terapeutici ogni mese ad andare a ritirare i loro farmaci a Cagliari. Allora, questa è una grandissima vergogna. Noi abbiamo gli specialisti a Nuoro e qui sollecito e veramente per l'ennesima volta il nostro assessore, abbiamo i nostri medici a Nuoro che possono prescrivere i farmaci con i piani terapeutici. Faccio un esempio, i malati di artrite reumatoide devono prendere un pullman da Siniscola anche dalla Maddalena e andare a Cagliari, e questo posso dire che è un sistema ai limiti del delinquenziale, per andare al Policlinico Universitario a Cagliari a ritirare, faccio un esempio, l'Embrel. Allora, a voi sembra giusto che Nuoro, che è centrale, che dovrebbe portare nella farmacia dell'ospedale questi farmaci, devono andare a ritirarli alla farmacia del Policlinico Universitario a Cagliari? Per me questa è una cosa gravissima, gravissima. Ora, gli interessi che ci possono essere dietro io non li voglio dire e li lascio in sospeso, però che i nostri malati cronici col piano terapeutico debbano pagare chissà quale specialista nei nostri territori per poi con un piano terapeutico i malati recarsi a Cagliari una volta al mese, beh, a me mi sembra alquanto vergognoso. Potrei parlare per ore di quello che sta succedendo a Nuoro, però dico questo, ci siamo visti mesi fa, ci stiamo ridicendo le stesse cose. Grazie A tutti. Grazie. Grazie a voi. Prego, onorevole Zedda, Massimo. Un saluto a tutte voi, a tutti voi. Un saluto a tutte voi, a tutti voi, un ringraziamento al sindaco, al consiglio comunale, alla giunta, ai consigliere e consigliere tutti per aver promosso questo momento di confronto. Ora, al di là di quel che è stato detto nell'intervento prima del mio, insomma, con una serie di numeri, una serie di vicende, anche problemi e
non solo legati alla sanità nuorese, no? La possibilità di accesso ai farmaci, quindi gli spostamenti e via dicendo. Ci sono l'assessore, il direttore generale, è intervenuto prima il responsabile Temussi della TS, quindi avranno modo di rispondere, replicare, eccetera. Però sta di fatto che 8.000, mi pare, no? Siano state le firme. 8.000 firme di cittadine e cittadini nuoresi raccolte nell'arco di pochi giorni stanno a significare un problema. Lasciamo perdere poi il numero preciso delle persone, di coloro che sono impiegati, impegnati quotidianamente nella sanità. Sta a significare che un problema esiste, perché altrimenti non si svolgerebbe un consiglio comunale aperto, non si sarebbero raccolte così tante firme. E il problema esiste perché è chiaro che a fronte di una situazione come quella che stiamo vivendo, drammatica, che si aggiunge a una situazione sanitaria difficile, che si aggiunge a una situazione economica complessa, è chiaro che la paura nelle cittadine e dei cittadini esiste. E quindi bisogna anche cercare di aggredire questo elemento consapevole, inconsapevole, fondato in toto, con tutte le problematiche che sono state indicate, ma sta di fatto che il problema esiste. Ora, non entro nel merito delle questioni che venivano dette, no? Delle assunzioni, mi fido e ci spero pure, nel senso che qua viviamo in quest'isola e quindi non possiamo far altro che sperare che le cose funzionino, al di là della collocazione politica di ognuno. Però la pacatezza anche degli interventi puntuali dei responsabili delle associazioni che sono intervenute danno ad intendere intanto una serietà di proposta. La richiesta è quella di una collaborazione, non di una divisione e di contrapposizione sterile tra coloro che praticano la politica, ma la richiesta alla fin fine nel documento è che tutti insieme si dia una mano d'aiuto. Ora, io pongo semplicemente una questione e chiudo. Avverto che c'è stata una sottovalutazione nella prima fase da parte non dell'assessore, del direttore, persino del responsabile della TS che è arrivato giusto qualche mese fa, ma da parte della Presidenza della Regione. Ricordo che in piena pandemia noi ci siamo adoperati in una riforma sanitaria nella moltiplicazione delle ASL. Unico caso al mondo, unico. Tant'è vero che poi è stata spostata come efficacia a distanza di un anno perché era una follia disarticolare la sanità nell'ambito di una pandemia. Unico caso al mondo. E avevamo detto all'epoca che probabilmente sarebbe stato, all'epoca parlo di agosto-settembre, io, altri colleghi dell'opposizione, qua con me è venuta la collega Maria Laura Orru, che fa parte del gruppo dei progressisti con me, insomma, avevamo posto la questione non che non fosse nella disponibilità della Presidenza della Regione, del Presidente della Regione, mettere mano alla sanità, l'avevano detto, dichiarato, ma che fosse inopportuno farlo durante una pandemia. L'altro aspetto è, guardo all'oggi per il futuro. C'è un'occasione straordinaria dove interi stati in Europa, con regioni, amministrazioni comunali, sono state coinvolte nell'elaborazione di progetti strategici sul Recovery Fund. Non è attinente alle competenze della sanità, serve la regia della Presidenza della Regione. A me stupisce, l'altro giorno ho visto l'appello del sindaco Soddu insieme al sindaco di Quarto, al sindaco di Cagliari, al sindaco di Olbia, al sindaco di Sassari e al sindaco di Oristano, mi pare. Quindi tutto l'arco costituzionale dal punto di vista dei colori politici che chiedevano con forza di poter essere sentiti per quanto riguarda il ferro, cioè il trasporto ferroviario. Ora, io sono seriamente preoccupato se i sindaci della Sardegna devono chiedere dalle pagine dei giornali di poter dialogare su progetti strategici che riguardano il territorio. Noi non abbiamo accesso a alcun tipo di documento. Nessuno di noi ha visto alcunché sul piano di ripresa e di resilienza e sui fondi europei e come dovrebbero essere utilizzati. Non è lesa maestà chiedere che le popolazioni coinvolte vengano coinvolte e così tutti noi, perché uno dei temi di quei finanziamenti è la sanità, è l'ambiente e la rimozione di quelle condizioni ambientali che arrecano dei danni alla salute. E giustamente, come diceva e chiudo chi è intervenuto, non ricordo il nome, signora, mi scusi,
per l'associazione delle persone affette da Parkinson. Mortara. Professoressa Mortara. Professoressa Mortara. E giustamente veniva detto che serve una speranza e guardare al futuro, e che si vuole però anche vivere in modo sano, non solo essere curati. Per vivere in modo sano serve che tutta la società, in tutti i suoi ambiti, elabori strategie di sviluppo per eliminare quei fenomeni che possono arrecare un danno alla salute, dall'alimentazione il rischio nel percorrere le strade, giustamente viene chiesto l'intervento sulle ferrovie, e via dicendo, perché la vita è complessa e ogni ambito della vita può arrecare un beneficio o un problema alla salute. E quindi su questo io spero che tutte le comunità debbano essere coinvolte e vengano coinvolte a breve sull'elaborazione di progetti, perché tra 6 settimane il governo trasferirà quei progetti all'Europa. Noi non abbiamo fatto nulla. Penso che questa cosa vada ribadita anche in relazione alle tematiche che venivano poste sulla sanità, perché un pezzo importante di quelle risorse, 7,6 miliardi di euro, potrebbero andare a incrementare e aiutare la sanità. Chiudo semplicemente con un appello: serve però anche un cronoprogramma sull'abbattimento delle liste d'attesa. Quello serve perché dà intanto un passo, un ritmo alla stessa sanità, e poi dà anche una qualche speranza a tutti coloro che attendono una visita, perché il rischio vero, è stato detto, sulla mammografia per la prima volta 2 anni fa c'è stata un'inversione sul numero di donne affette da cancro al seno. Perché? Perché la campagna di massa di comunicazione capillare e di controllo ha determinato un'inversione di tendenza. Noi non possiamo fare passi indietro su quel fronte, e quindi dobbiamo rafforzare in relazione alla verifica dello stato delle liste d'attesa per intervenire e dare una risposta alle cittadine e cittadini che attendono di poter fare una visita. Altrimenti ve li ritroverete, ce li ritroveremo dopo, più malati di oggi e con maggiori anche costi per la sanità pubblica. Grazie. Saluto al sindaco. Grazie onorevole Zecca. Si è iscritta a parlare la consigliera Goddi, consigliera comunale, prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Un ringraziamento particolare a tutte le persone che sono intervenute, e quindi al nostro Presidente, Sindaco, consiglieri, assessori, grazie per l'attenzione. Leggiamo un documento a nome del gruppo politico Andrea Soddu, Sindaco. Allora, abbiamo voluto questo Consiglio Comunale per discutere della sanità e delle politiche della salute a Nuoro e nel suo territorio, aperto ai cittadini, alle associazioni, agli operatori sanitari, alle istituzioni, ai politici regionali che si occupano istituzionalmente di sanità, ai parlamentari e ai consiglieri regionali eletti nel territorio e ai sindaci del distretto sanitario nuorese. Riteniamo che troppo spesso il tema della sanità venga svilito a un mero scontro ideologico, in cui le riforme che si sono susseguite nel tempo sono etichettate e giudicate a seconda delle proprie appartenenze politiche. Ebbene, non è questo il tema di oggi. Noi oggi siamo qui per tutelare il diritto inviolabile alla salute. L'emergenza sanitaria che si è creata con la diffusione del virus ha fatto esplodere anche a Nuoro le contraddizioni latenti della sanità pubblica, sia nazionale che regionale. Anche l'emergenza sanitaria che affligge l'ospedale San Francesco di Nuoro rientra tra gli effetti dei tagli che hanno caratterizzato gli ultimi decenni delle politiche nazionali e regionali. Le politiche nazionali, tutte incentrate a raggiungere equilibri di bilancio, hanno però determinato la drastica riduzione dei posti letto, di fatto creando l'assenza di adeguata risposta di assistenza sanitaria negli ospedali e nel territorio. Questa carenza strutturale ha paradossalmente portato a un sempre maggiore ricorso ai servizi di pronto soccorso, che proprio nel periodo pandemico ha mostrato la sua inevitabile debolezza strutturale.
La scelta di contingentare l'accesso nelle facoltà medico-sanitarie ha determinato poi una carenza strutturale di medici e operatori sanitari. Secondo i calcoli della Ragioneria dello Stato, tra il 2009 e il 2017 la sanità pubblica nazionale ha perso oltre 8.000 medici e più di 13.000 infermieri. A tale mancanza strutturale si sono aggiunti i sanitari che con quota 100 sono andati in pensione e non sono stati sostituiti. Attualmente si laureano circa dai 9 ai 10.000 medici all'anno, mentre le matricole della facoltà di medicina sono circa 10.000 all'anno. A Nuoro, nell'ospedale San Francesco, quindi mancano circa 130 medici su un totale di 500 unità. Dei 29 direttori di reparto ne sono rimasti appena 7. Il motivo principale di questa mancanza di personale è imputabile, oltre alla carenza strutturale di numero di medici, anche al blocco di concorsi ormai fermi da anni. Con questi dati ci vorranno circa 10 anni per ripristinare il numero di medici e specializzati necessari a garantire la normale funzionalità degli ospedali e delle strutture sanitarie. È indubbio che il rigore economico imposto dalle finanziarie negli ultimi anni si è riverberato con un effetto domino sulla qualità e la quantità dei servizi sanitari, penalizzando distretti quali quello del Nuorese, che non hanno i numeri per essere incisivi. Nuoro nel suo territorio ha circa 40 abitanti per chilometro quadrato, secondo solo all'Ogliastra e ben sotto la media della Sardegna, che ha una densità abitativa pari a 69 abitanti per chilometro quadrato, valore di molto inferiore alla media nazionale, che la posiziona terzultima regione in Italia prima di Basilicata e Val d'Aosta. Noi siamo un'isola nell'isola, ma proprio per questo dobbiamo unirci. Noi siamo qui per gridare con forza, facendo appello all'unità che i presidi ospedalieri locali non si tocchino, perché rappresentano l'essenza dei diritti fondamentali della persona. Rivendicazioni che assumono maggiore importanza ed urgenza, vista l'emergenza sanitaria, che ormai ha acquisito il carattere di ordinarietà. È impensabile che Nuoro, città capoluogo, punto di riferimento del territorio, volano propulsivo della territorialità, venga penalizzato e sacrificato in nome di scelte politiche efficientistiche. Che la sanità torni ad essere quell'apparato dello Stato al servizio del cittadino e della collettività, dove il concetto di profitto non sia il fine ultimo della gestione sanitaria. Non sembri ridondante il richiamo all'articolo 32 della Costituzione, che recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e nell'interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti». Così l'articolo 4 del nostro Statuto speciale, che consente alla Regione Sardegna di indirizzare le proprie strategie sanitarie facendo valere la propria condizione di insularity, troppo spesso ignorata dalle scelte politiche centrali. Nuoro e il Nuorese sono un'isola nell'isola, dove le condizioni orografiche, la viabilità e i trasporti non consentono ai pazienti di spostarsi facilmente. È per questo che dobbiamo difendere con forza e unità tutte le strutture sanitarie esistenti nel territorio, quindi unità tra le forze politiche locali, unità fra le forze politiche regionali, unità fra le forze politiche nazionali, unità di intenti tra le massime istituzioni sanitarie e unità tra le associazioni di volontariato e tra gli stessi operatori sanitari. Non vogliamo più assistere al progressivo depensionamento del capitale umano ed economico delle strutture sanitarie del Nuorese, che abbiano subito negli ultimi anni nonostante le numerose proteste del territorio. L'amministrazione comunale c'è, è a fianco degli operatori sanitari e dei cittadini. Ne è dimostrazione il recente piano di screening organizzato con la collaborazione della Protezione Civile e della Regione. L'amministrazione comunale fa la sua parte, ma noi chiediamo alla politica di avere il coraggio di fare scelte precise, avere il coraggio di tutelare, preservare e rinforzare i presidi ospedalieri territoriali, nonostante le politiche sanitarie impongano che gli ospedali regionali debbano essere organizzati secondo livelli geriatrici di complessità crescente, direttamente proporzionale al numero di abitanti. Abbiamo già denunciato più volte, come Comune, che dalla Regione non si riesce a giungere ad una soluzione definitiva al grave problema del personale che affligge l'ospedale San Francesco e le altre strutture territoriali minori. Abbiamo addirittura fatto proposte concrete dopo aver interloquito con gli operatori locali, inviando una piattaforma rivendicativa per ogni settore interessato.
Ultimamente abbiamo riscontrato un'attenzione alle nostre rivendicazioni nella persona dell'assessore alla sanità Mario Nieddu, del commissario straordinario all'ETS Ares Mari Muttemussi e alla commissaria ASL Gesuina Cherchi, di molti parlamentari che sono stati eletti nel nostro distretto. Rivendicazioni che hanno bisogno di essere proposte con maggiori forza e determinazione da parte di tutti e per tutto il territorio. Abbiamo constatato che molte volte non ci troviamo davanti alla contestazione di scelte politiche, bensì alla negazione dei diritti, e perciò dobbiamo alzare ancora una volta la voce per tutelare la salute dei nostri cittadini, per opporci a soluzioni che compromettono l'erogazione dei servizi sanitari in nome di una logica economica. Come già detto, non si tratta di una battaglia di una parte politica contro un'altra. I problemi della sanità riguardano tutti, indipendentemente dall'appartenenza, perciò dobbiamo lasciare da parte divisioni e schieramenti per cercare di affrontare efficacemente i problemi del territorio che non nascono oggi, ma sono il risultato di decenni di inadeguata programmazione. Non per questo chi oggi ha la capacità e la responsabilità di governare può pensare di non farsene carico o ancor peggio di scaricare le colpe sulle precedenti amministrazioni. Questa è una battaglia che ha bisogno di risposte rapide, concrete, perché venga salvaguardato il diritto alla salute di tutti i cittadini. La politica gioca un ruolo fondamentale. Il rapporto di collaborazione che ci deve essere tra le istituzioni non può indurci a farci arretrare dalle nostre legittime rivendicazioni. Dobbiamo chiedere, anzi pretendere, in maniera forte e autorevole, decisioni definitive. Lo dobbiamo a noi stessi, alle comunità intere, alle future generazioni che non devono mai avere paura di non trovare a casa propria la giusta tutela della salute. In questo senso chiediamo l'interlocuzione costante e quotidiana con le strutture e gli attori del territorio, con la Regione, con tutte le forze politiche che vogliono condividere questa battaglia senza pretendere che nessuno arretri dalle proprie convinzioni politiche. Dobbiamo riuscire a unirci tutti in un unico slancio e in un unico sforzo. Grazie. Grazie. Consigliere Siotto Michele, prego. Ce la fai in piedi? Buonasera a tutti. Vorrei iniziare questo mio intervento con dei ringraziamenti dal Presidente del Consiglio Comunale a tutti i miei colleghi consiglieri di maggioranza e di opposizione, senza limiti di colori politici, a tutte le personalità politiche dell'ATS che in un periodo così difficile hanno accettato questo invito. Tutte le associazioni che rappresentano i diritti dei malati, in particolare all'Associazione Vivere a Colori, con il suo documento di sollecito e con le parole della sua portavoce Marilena Pintore, ha stimolato la sensibilità di tutti noi. Insomma, tutti quelli che hanno voluto e permesso questo straordinario Consiglio Comunale. Non voglio entrare in dettagli politici o tecnici che a volte condizionano le scelte organizzative e strutturali. Vorrei invece entrare nel mondo dei malati, nella rabbia che provano quando si sentono dire dalle istituzioni che non c'è problema, che è tutto sotto controllo. Nel percorso di una malattia oncologica, per esempio, il paziente ha a che fare con tutti i vari reparti e deve per forza vivere con la struttura ospedaliera. Se per fare un esempio, quando viene prenotato un attacco con contrasto a un diabetico, non si può pensare di eseguire la visita alle 16 a digiuno dalla mattina, ma se proprio fosse necessario, perché non c'è posto, non è possibile poi farla aspettare fino alle 19, buttato dentro uno stanzino 3 metri per 2 con altre 5-6 persone a porte chiuse, perché nell'ambito sta transitando e transitano soggetti Covid. È contro ogni logica che ci viene raccontata in questo triste periodo. Non va tutto bene. Il paziente oncologico e la sua famiglia hanno bisogno di un supporto psicologico. Non si può pensare di interrompere il percorso solo perché agli psicologi non gli è stato rinnovato il contratto.
La maggior parte dei pazienti oncologici hanno sviluppato il diabete. L'uso di molti chemiopatici, dei cortisoni, fanno sbalzare la glicemia, rendendo necessario un consulto costante con il diabetologo. Non si può pensare di interrompere i rapporti per più di 7 mesi. Sarebbe necessario invece essere seguiti ad ogni trattamento. Non va bene. La chirurgia, stendiamo un velo pietoso, dobbiamo uscire fuori anche per un semplice port o per un semplice PIC. Cioè, dobbiamo installare un PIC o un port, dobbiamo andare alla Nusei, a Olbia, Nuoro, abbiamo problemi anche su queste cosettine. Potrei parlare della cardiologia, dell'urologia, di tutti quei reparti di cui un malato oncologico necessita per salvarsi la vita. Potrei parlare dei tempi inverosimili per una mammografia, insomma per tutto quello che riguarda la prevenzione, ma ho i tempi ridotti per lasciare il giusto spazio anche agli altri e alle altre testimonianze. Vi chiedo un'attenzione particolare al punto di ascolto dei malati, che siano essi oncologici, trapiantati, cardiopatici, eccetera. Solo chi vive queste situazioni può raccontarvi cosa serve e cosa manca per un servizio più efficiente, per dare dignità a chi è costretto ad avere rapporti quotidiani con la sanità per la propria sopravvivenza. Altri vi faranno notare la carenza di personale, probabilmente risolvibile con l'apertura di numeri chiusi all'università, specializzazioni, la riorganizzazione delle strutture, di modo che magari nei reparti come quello dell'oncologia non debbano limitare i servizi per gli scarsi spazi o per la ridotta collaborazione fra i vari reparti, che porta a uno scarso lavoro di equip necessario per salvare vite umane. Potremmo stare qui giorni, ma ora vorrei dare eco a quelle che sono le urla silenziose di chi lotta per salvarsi la vita. Il Covid, è vero, ha condizionato e colpito gravemente le nostre vite, ma non dimentichiamoci che non si muore di solo Covid. Non vorrei che la conta di chi ci ha lasciato continui a crescere solo perché non riusciamo a dare il giusto peso alle altre patologie. Non rendiamoci responsabili di tutte queste nuove morti. Facciamo in modo che, finita questa situazione, non si debba rimpiangere gli errori fatti nel non voler ascoltare. Questo è un discorso che mi ero preparato, avrei voluto parlare a braccio, ma poi i tempi magari si allungano. Io vorrei salutarvi chiedendo veramente di aprire un punto di ascolto, magari la collaborazione con l'associazione dei malati, con i malati, perché ci sono certe cose che a quei piani alti non arrivano. Cioè sapere che veramente un malato diabetico debba aspettare dalle 8 del mattino alle 8 di sera per avere un attacco, a digiuno, cioè con il rischio di ipoglicemia, è assurdo. Cioè queste cose non dovrebbero mai succedere e quindi probabilmente questa opportunità di sentire i malati, di aprire un dialogo, magari ci aiuta e ci aiuterà a risolvere questi problemi. Grazie. Grazie consigliere Siotto. Prego. Sindaco di Cavoi, scusi, ma Salvatore Lai, sindaco di Cavoi, prego. Posso togliere, grazie. Tanto un saluto a tutti e un ringraziamento al Presidente del Consiglio e al Sindaco di Nuoro per l'importantissimo incontro a cui ha voluto invitarci. Ma che cosa dire? Quello che abbiamo sentito qui rappresenta la gran parte dello spaccato dei problemi della sanità nuorese. Io posso aggiungere che come amministratore del territorio l'allarme è lanciato da quelle realtà in cui manca il medico di base. Mi pare si stia predisponendo qualcosa e oggi ho l'occasione per avere delle risposte in questo senso. Pongo da tempo la questione dell'importanza del potenziamento dei servizi territoriali. Lo pongo perché
ritengo che non tutto debba ricadere sull'ospedale. Lo pongo in una fase in cui il Covid ci dice che le strutture territoriali, case della salute, poliambulatori, possono dare quelle risposte che talvolta un ospedale in situazione di emergenza può anche non dare. E quindi ritorno, non me ne voglia dottor Temussi, con cui abbiamo, credo, un rapporto abbastanza franco, e bisogna tornare a quella delibera della dottoressa Cattina, che poi può essere, voglio dire, eventualmente corretta, in cui si ripristinano tutte quelle ore della medicina specialistica del territorio per consentire ai cittadini del territorio di affrontare non solo il Covid, ma di affrontare tutte le altre patologie che non conoscono una fase di sospensione col Covid. Anzi, e direi che la medicina, l'aver abbandonato, ma questo a livello nazionale, ho ridotto la medicina territoriale, ha portato alle grandissime problematiche sulla battaglia al Covid. Illustri scienziati hanno detto la battaglia la si è persa perché la si è persa nel territorio. E ora su questo punto dobbiamo avere il coraggio di dire tutti che nessuno è senza peccato. Le riduzioni alla sanità, alla scuola, ai diritti sono state una delle pratiche che per concezioni di riduzione della spesa pubblica hanno portato sul serio alla situazione attuale. Per cui, essendoci un colpevole comune che sono le diverse amministrazioni, anche direi soprattutto a livello nazionale, ma anche regionale, che sono succedute, il dovere riguardando questo fatto, consentitemi la semplificazione sinistra e destra, il dovere ora è che queste forze si mettano insieme per affrontare e risolvere queste questioni. Cioè, quindi, il discorso dell'unità non è un discorso della fine delle distinzioni, è semplicemente il richiamo ad un dovere comune. Nessuno è senza peccato e quindi può scagliare la prima pietra, perché sennò qui di teste colpite da tante pietre ce ne sarebbero tante. Quindi quello che è chiaro è che la situazione del disastro della sanità nuorese, che non mi impedisce di dire che la sanità nuorese tuttavia con i sacrifici dei suoi operatori dà delle risposte, perché non siamo al disastro, impone a consiglieri regionali, persino agli amministratori locali per quello che possono fare nel raccogliere le esigenze delle persone, ai parlamentari nazionali, perché ci sono delle questioni che vanno risolte anche a Roma, di trovarsi insieme. Per cui che cosa c'è di strano se il Consiglio regionale sardo si dedica una seduta, diciamo così, una fase in cui affronta i problemi della sanità sarda e della sanità delle aree interne, le affronta insieme e tenta di rispondere alle domande che Andrea Del Soddo ha portato. Le risposte, nessuno di noi come amministratori sa che tante volte le risposte sono a tamburo battente, però dare la certezza ai cittadini che queste risposte arriveranno, si dicano i tempi, e su questo bisogna essere molto seri. In alcuni casi le risposte devono essere immediate, perché sono questioni tipo malati oncologici, malati particolari, su cui le risposte devono essere immediate. Che cosa comporta trovarsi in un momento lasciando da parte differenziazioni, piccole beghe, questioni personali, mi permetto di dirle, e concentrarsi sulla questione della salute? Voi avete il dovere di dare una risposta ai cittadini sardi su un diritto che è fondamentale. Badate, noi siamo anche dentro un'altra questione, qui la accenniamo velocemente, nelle aree interne dell'isola, che è la questione di aree che si stanno impoverendo, spopolando e con il rischio di andare al tracollo totale. I diritti sono il passaggio fondamentale per impedire questo tracollo. Sanità, formazione, diritto alla mobilità,
Anche il diritto alla mobilità non deve significare semplicemente il diritto di chi sta in città a muoversi, deve significare il diritto dei cittadini a muoversi nei territori. Io vi pongo una domanda banale, l'ho fatto anche un'altra volta, scusate, ma in città il pullman, il bus passa ogni quarto d'ora, ma voi sapete cosa vuol dire nei territori interni? Che non passa se non la mattina un bus, ma quelli sono cittadini di serie A. Noi abbiamo il dovere di affermare i principi costituzionali ai diritti e abbiamo il dovere di praticarli. Questo deve essere il discrimine. Io credo che quando facciamo i discorsi sui colori politici, l'appartenenza a formazioni, se è condotta nel senso dell'onestà, della disponibilità a interpretare i bisogni dei cittadini, di battersi, ha ragione d'essere. Ha ragione d'essere, ci sono ruoli, opposizione e maggioranza, ma ci sono dei momenti in cui bisogna trovare il coraggio, la serietà, la dignità di trovarsi insieme. E due sono le questioni su cui si può trovare insieme. Il Recovery Fund, dove si possono trovare risposte in questo senso, che non siano risposte a pioggia, ma concentrate sulle grandi questioni che stiamo ponendo. E un'altra questione che è stata sempre sollevata, anche questa delle professioni sanitarie. Vogliamo farlo saltare questo tappo battendoci La invito a a livello concludere. nazionale? Sì, chiudo. Battendoci a livello nazionale per far saltare il tappo dell'accesso a medicina e alle specializzazioni. Allora, la domanda è questa, e chiudo. Questo è uno strano paese. Ha perso 37 miliardi del MES. Ecco, io non voglio entrare nelle polemiche sul MES, però la verità, quei 37 miliardi li volete tirarli fuori dal Recovery Fund? Cioè la classe politica, per evitare, come è successo a Roma, che alla fine deve scegliere un tecnico dimostrando il proprio fallimento, deve avere la capacità, uno scatto di orgoglio per trovarsi insieme di fronte alle emergenze e dar senso alla parola politica. Bene pubblico, battersi per i diritti dei cittadini, se no questo paese, questa regione vanno allo sfascio. Ciascuno, chi amministra, ha il dovere di dare risposte, di dire anche le difficoltà per dare risposte quando ci sono. Ha il dovere di dire i tempi, ha il dovere di informare i cittadini, di coinvolgerli. E allora dico questo e chiudo all'assessore. Non avrà, assessore, nemici. Io parlo franco. E avrà interlocutori. L'assemblea dei sindaci si riunirà giovedì nella conferenza sanitaria. Noi lì ci organizzeremo, porteremo le nostre proposte. Anche quando si decide un'avvertenza, avvertetela come un fatto importante da un punto di vista democratico, è mantenere il rapporto istituzionale forte, perché se i sindaci tacciono, i cittadini tacciono, se la politica non funziona, qualcosa di grave sta avvenendo dentro la società. Bene, noi vogliamo dal Nuorese fare in modo che il rapporto tra le istituzioni riprenda a funzionare bene e vi assicuro che saremo presenti non per questioni personali o di singolo di territorio, ma per portarvi a sostenere una proposta sulla salute e sulle aree interne che non può ammettere distrazioni o non risposte. Grazie. Mi pare che abbia chiesto la parola il dottor Flamini. Prego. Buongiorno a tutti. Porto qui un messaggio da parte della dottoressa Cherchi, quindi non vengo in rappresentanza, è ben rappresentata oggi dall'assessore regionale, dal direttore generale e dal commissario straordinario. Lei, come sapete tutti, è stata colpita dal Covid e quindi rassicura a tutti, sta bene, sta lavorando tanto, anche più di prima, ma non poteva essere presente.
Però voleva comunque portare alla vostra attenzione alcuni aspetti che sono dati e quindi risposte dal punto di vista sia dell'organizzazione sia per eventuali soluzioni che voi avete rappresentato. Su due aspetti fondamentali, su come verrà svolta nei prossimi giorni la campagna vaccinale per gli ultra ottantenni e i dati riguardanti l'emergenza sanitaria del Covid. Principalmente in questi giorni, per quanto riguarda la campagna vaccinazione, abbiamo ricevuto tantissime telefonate e preoccupazioni da parte sia degli utenti sia da parte degli amministratori che ci chiedevano informazioni circa eventuali disagi che si erano presentati nei giorni scorsi per quanto riguarda il call center, quindi le prenotazioni e quant'altro. La dottoressa Cherchi, sempre in collaborazione col Presidente della Conferenza Sociosanitaria, Silvia Cadeddu, stamattina avrete ricevuto tutti come sindaci una PEC con la quale si organizzava, veniva anche enunciato una sorta di cronoprogramma organizzativo per quanto riguarda i vaccini. Questo prevede sicuramente che in collaborazione sempre con i comuni, voi sindaci diate a noi ATS tutti i dati relativi agli utenti e per evitare tutti quelli che sono stati i disagi e i problemi, quindi per avere una mappatura precisa di quelli che sono i beneficiari e quindi poter organizzare direttamente una campagna eliminando tutti quelli che sono i tempi morti e i problemi relativi alle varie prenotazioni. Quindi voleva rassicurare sul fatto che nessuno deve prenotare, ma bensì verrà organizzato tutto, quindi comunque saremo noi a contattarli direttamente e a organizzare insieme ai sindaci e quindi al territorio la campagna vaccinale. Per quanto riguarda l'emergenza Covid, penso che sia importante portare delle informazioni che sono di conforto da un certo punto di vista, ma anche di tanta attenzione per quanto riguarda il quadro attuale. La dottoressa Cherchi ricorda che dal mese di dicembre è stata attivata una nuova tipologia di servizio proprio perché la seconda ondata ha rappresentato per tutti un grosso problema. Conosciamo tutti quelle che sono state le criticità e quali sono state le problematiche che ha evidenziato. Quindi tralasciando quello che è stato, perché comunque è stato di insegnamento, si è voluto creare una nuova tipologia di approccio alla materia istituendo proprio un gruppo, un nucleo SISP dedicato proprio per affrontare quelle che sono le problematiche e essere più immediati e tempestivi nella risposta. Ed è opportuno anche dare i numeri perché comunque è giusto avere contezza di quelle che è il problema. Vado a dirvi quello che è stata l'attività che il nucleo SISP ha avuto da dicembre a oggi, quindi stiamo parlando di un trimestre. Quindi siamo partiti da un riepilogo dei casi di dicembre di 1553 casi ricevuti, con un totale di tamponi processati di circa 15.000 tamponi, per un numero di nuovi casi settimanali che è andato dai 600 casi settimanali. Stiamo arrivando adesso a gennaio e soprattutto a febbraio con numeri che sicuramente sono più confortanti da questo punto di vista. Quindi a gennaio avevamo 1.131 casi con 10.273 tamponi processati e a febbraio abbiamo a questa settimana 217 casi, con 6.138 tamponi molecolari processati. Quindi siamo passati nel corso di 3 mesi, fortunatamente, da un 600 casi settimanali a attualmente queste 2 settimane registrano 60 casi settimanali. Questo è un dato molto importante e confortante da un certo punto di vista perché questo fa capire che magari tutta l'attività e la campagna a favore e per affrontare questa tematica comunque sta portando i propri frutti. Da ultimo sarà il commissario o chi per lui a parlare dell'importante successo della campagna di screening che ha permesso comunque, nonostante ci sia stata la campagna di screening, abbiamo visto che le 2 settimane abbiamo sempre comunque trovato dei nuovi casi, abbiamo detto 60 la settimana precedente e questa settimana andiamo sui 62 casi. Una cosa importante da dire è che quindi la variante inglese, nel senso che comunque è giusto rappresentare quella che è una problematica di questi ultimi giorni,
quindi si è riscontrato dei casi di variante inglese, sono stati presi prontamente in carico e si sta cercando di isolare completamente questo fenomeno. È di difficile tracciabilità perché comunque impone un'applicazione di protocolli diversi e da ultimo riconosciuti. Questo si sta facendo, per questo chiediamo l'aiuto dei sindaci, perché più volte i sindaci ci hanno aiutato in queste attività ed è stato comunque un rapporto costruttivo. Dobbiamo cercare di limitare il fenomeno. La seconda ondata è passata e da quello che comunque si sa potrebbe arrivare, quindi non bisogna tenere alta l'attenzione. La dottoressa Chirchi da questo punto di vista ci tiene tantissimo a comunicare che è sempre a disposizione e sarà sempre a disposizione come ha sempre fatto per sentire i vostri problemi, ma sicuramente chiede a voi una collaborazione per quanto riguarda il livello di attenzione e quindi sarà pronta anche nel prossimo futuro a lavorare insieme a voi. Grazie. Grazie anche per il rispetto dei tempi. Si è prenotato il consigliere Guria, Narciso Guria. Prego. Grazie signor Presidente, un saluto a tutti e un ringraziamento a tutti i presenti. La drammatica situazione legata al presidio ospedaliero San Francesco di Nuoro purtroppo è nota a tutti e durante la giornata e la mattinata di oggi è stata più volte esplicata. Numerosi sono i pazienti che non possono ricevere le cure di cui necessitano a causa proprio ad un continuo depotenziamento della struttura. Mancanza di direttori di struttura complessa, carenza di medici e infermieri e operatori sociosanitari. Questa situazione non più tollerabile, al quale si aggiunge il grave problema delle liste d'attesa, divenuto ormai insostenibile e aggravato dalla situazione di pandemia dovuta al Covid-19, che ha messo in evidenza tutte le criticità in cui versa il nostro sistema sanitario. Ciò che è difficile fare nelle strutture pubbliche, però riesce molto bene in quelle private. Infatti basta in brevissimo tempo, in una settimana, al massimo 10 giorni, riuscire a fare una visita specialistica. E questo qui va detto, in questa sala va rimarcato. Basta pagare, alla faccia del diritto della salute. Purtroppo chi non può permettersi di pagare arriva addirittura a rinunciare alle cure. Tutte queste condizioni riscontrate non permettono l'erogazione di un servizio sanitario capace di tutelare al meglio la salute dei cittadini. È inaccettabile che un presidio di riferimento per tutto il territorio del Nuorese versi in questo stato. Questa situazione, oltre a destabilizzare i pazienti, costringe tutto il personale medico, paramedico, a un sovraccarico di lavoro molto intenso. Alla luce di questa situazione, ormai non più sostenibile, il gruppo Un'altra Nuoro, Un'altra Sardegna chiede all'assessore alla sanità se l'ospedale San Francesco di Nuoro è ancora considerato da questa amministrazione regionale un presidio strategico per il nostro territorio, come dichiarato d'altronde poi in tantissime occasioni. E se così fosse, è necessario mettere in atto interventi urgenti affinché venga salvaguardato il diritto alla salute di tutti i cittadini. Grazie. Grazie consigliere Guria. Chiede la parola la consigliera Lisetta Bidoni. Prego. Buongiorno a tutti.
Anch'io esprimo la mia soddisfazione di esserci incontrati per un confronto aperto. Può anche abbassare la mascherina, tanto c'è la distanza. Così. Per un momento di confronto aperto e largo. Io oggi parlo a nome del gruppo di sinistra all'interno di opposizione, all'interno del Consiglio Comunale, Bidoni, De Murtas, Guccini e Prevosto. Ci portiamo un documento che vogliamo condividere con tutti gli attori e soggetti presenti a questa riunione, è un documento di denuncia e di proposta. Da tempo leggiamo sulla stampa, sui social e sulle TV denunce e proteste da parte di cittadini, di amministratori, di organizzazioni sindacali sulle carenze e sulle disfunzioni del servizio sanitario territoriale. Disfunzioni a lungo rimaste inascoltate o sottovalutate da parte dei vertici politici e da parte dei vertici dell'ATS. Abbiamo assistito ad eclatanti iniziative di denuncia, come le manifestazioni organizzate dall'Associazione Vivere Colori che abbiamo sentito in apertura il 7 ottobre e il 18 di novembre nel piazzale dell'ospedale San Francesco. Il sit-in dei sindaci del Nuorese il 15 novembre del 2020, sempre nel piazzale del San Francesco. Le campagne raccolta firme promosse dal Progetto per Nuoro e dall'Associazione Vivere a Colori. Raccolte firme che hanno determinato, come abbiamo sentito poco fa, 8.000 raccolte online da parte dell'Associazione Vivere a Colori e 4.000 da parte del gruppo Progetto per Nuoro. E infine la consegna al prefetto di Nuoro il 2 febbraio del 2021 di 4.000 firme e di un documento analitico sullo stato dei servizi sanitari da Progetto per Nuoro già inviato al Presidente e all'assessore regionale del Sarda. Abbiamo ancora tutti presenti le interminabili file di ambulanze parcheggiati davanti al cortile dell'ospedale San Francesco, le decine e decine di visite specialistiche sospese o rinviate a data da destinarsi, le decine e decine di pazienti indirizzati verso i presidi sanitari di Cagliari e Sassari o verso le strutture private. Una situazione drammatica, denunciata dalla sottoscritta nel Consiglio Comunale del 25 novembre. È formalizzata con richieste, una firma di Natascia De Murtas e una firma della sottoscritta, chiedendo un Consiglio Comunale straordinario appositamente dedicato alla questione sanità. Oggi, 22 febbraio, finalmente è approdata in Consiglio Comunale. Un Consiglio Comunale aperto ai sindaci del distretto, alle rappresentanze delle associazioni dei malati, ai parlamentari e ai consiglieri regionali del territorio di Nuoro, all'assessore regionale e ai vertici dell'ATS. Mi auguro un momento di confronto importante e mi auguro che produca soprattutto esiti. Il gruppo consigliare di minoranza, la sinistra con Bidoni, De Murtas, Guccini, Prevosto, per dare segno di pragmatismo e concretezza, si presenta con un documento unitario, messo a punto dalla Commissione Salute di Progetto per Nuoro, con il contributo determinante di associazioni di malati e di operatori sanitari sociali che veramente ringrazio di cuore per il lavoro svolto in questi mesi. Un documento nel quale sono indicate non soluzioni tampone a breve o medio termine, ma interventi seri, concreti e strutturali, funzionali alla tutela e alla difesa di un sistema sanitario pubblico, efficiente, efficace e di qualità. Un documento che radica nei principi costituzionali fondativi della sanità pubblica e che noi vogliamo richiamare e ricordare. I principi fondamentali su cui si basa il Servizio Sanitario Nazionale sono universalità, uguaglianza, equità, vale a dire pari opportunità di accesso alle cure, a prescindere dalle condizioni economiche e sociali,
e per noi i principi fondamentali del sistema sanitario nazionale sono irrinunciabili. Riteniamo che le scelte di politica sanitaria fatte negli ultimi anni non abbiano garantito tali principi, ma piuttosto si siano ispirate esclusivamente a criteri di carattere economico-finanziario, regolazione e risparmio della spesa pubblica. La pandemia ha solo reso evidente e messo a nudo in modo drammatico lo stato della sanità pubblica. La sanità pubblica sta morendo e per evitarlo non sono sufficienti piccoli ritocchi. È necessario e urgente cambiare completamente visione, procedere alla ristrutturazione del sistema sanitario nazionale, avendo come obiettivo il diritto alla salute dei cittadini, ponendo al centro la persona, mettendo in campo gli investimenti economici necessari, investendo in formazione, in tecnologie e nel reclutamento di risorse professionali. La ristrutturazione del sistema sanitario è possibile se si sapranno cogliere le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede tra l'altro lo stanziamento di 19,7 miliardi per la sanità, di cui 7,5 miliardi destinati ai territori e da utilizzare per il potenziamento e la ristrutturazione dell'assistenza di prossimità, la telemedicina, il fascicolo sanitario, l'innovazione tecnologica, l'adeguamento infrastrutturale, la digitalizzazione e la ricerca. Il piano prevede l'istituzione a livello nazionale di 2.500 presidi sociosanitari, case di comunità, il rafforzamento dell'assistenza domiciliare integrata, l'istituzione di ospedali di comunità ad emergenza breve. Come tutti sappiamo, l'erogazione e la tutela dei diritti alla salute individuale e collettive avvengono nei territori come luogo dove le malattie vengono intercettate, previste e prevenute, in ospedali come luogo di cura di media ed alta specializzazione. Il territorio è il luogo dove le malattie vengono intercettate, previste e prevenute, attraverso un'accurata conoscenza della popolazione, delle caratteristiche del territorio, delle attività lavorative. È il luogo dove affrontare le problematiche legate all'invecchiamento, alla cronicità, alla disabilità, alla non autosufficienza e al fine vita. Pertanto, occorre una nuova e più articolata organizzazione del personale sanitario e del modello assistenziale territoriale, tenendo in debito conto le differenti esigenze fra piccoli e grandi comuni, le caratteristiche territoriali e demografiche, viabilità, orografia, indici di invecchiamento, spopolamento, dimensioni dei comuni, incentivando forme di aggregazione fra medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, eliminando il lavoro in solitudine e favorendo il confronto e la collaborazione fra gli operatori. Lavorando per gli obiettivi di salute e assicurando un'assistenza capillare e un monitoraggio continuo dello stato di salute dei cittadini, si mette al centro del percorso assistenziale la persona, si restituisce qualità e dignità al lavoro dei sanitari, si restituisce sicurezza e dignità al paziente, utente, cittadino malato. Per riformare realmente la medicina del territorio sono necessarie almeno 8 condizioni. Si avvia a concludere, consigliere. Io parlo a nome di tutti e 4 e ho la... Sì, no, però... non sto parlando 20 Ok, no, siamo già a 10, per quello lo sto. Rivedere gli ambiti territoriali, aumentare i posti nella scuola di specializzazione in medicina generale e implementare Silenzio, la per formazione cortesia. pratica nel territorio durante gli anni di corso. Mettere rapidamente in rete i medici che operano nel territorio con il CUP, gli specialisti ambulatoriali e le farmacie. Implementare i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali. Implementare il fascicolo sanitario elettronico. Riaprire le assunzioni per la medicina dei servizi e aumentare l'ore di specialità ambulatoriale. Rimodulare i dipartimenti di prevenzione,
incrementare l'applicazione di livelli essenziali di assistenza. L'ospedale come luogo di cura a media e alta specializzazione. L'ospedale San Francesco è stato sino a 10 anni fa un presidio ospedaliero capace di dare risposte di qualità e di alta specializzazione ai cittadini, i quali trovavano a Nuoro tutte le risposte alle esigenze di salute, senza doversi spostare verso altri presidi sanitari dell'isola o della penisola. Negli ultimi anni l'ATS ha concentrato l'offerta sanitaria nei due poli di Cagliari e Sassari, trascurando le zone interne della Sardegna e depotenziando in maniera significativa l'offerta sanitaria del San Francesco, peggiorato ulteriormente dal blocco delle assunzioni che si è protratta per circa 3 anni. Il San Francesco deve tornare ad essere un'eccellenza sanitaria, deve tornare ad essere competitivo rispetto ai due poli storici di Cagliari e Sassari, deve essere un punto di riferimento certo per tutta la Sardegna centrale, polo di cura a media e alta specializzazione. Gli interventi urgenti e necessari per la ripresa dell'attività del San Francesco sono tanti. Noi ne proponiamo 6, che a nostro parere non possono essere ulteriormente rinviabili. Immediato adeguamento della dotazione organica di tutte le unità operative. Urgente assegnazione di personale medico alle unità operative di angiografia interventistica, endoscopia digestiva, dove sono state sospese le reperibilità notturne e festive per assenza del personale. Riconoscimento formale dei responsabili facenti funzione di direttore attraverso selezioni per titoli in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici. Certezza che accanto all'attività chirurgica robotica e alla scuola di robotica sia garantita ai pazienti anche la cardiologia tradizionale o in laparoscopia. Ripresa dei lavori di adeguamento strutturale e tecnologico del San Francesco. Riconoscimento del San Francesco DEA di secondo livello, in quanto di fatto hub per il territorio della Sardegna per ben 11 unità organizzative. E infine, cogliendo la sollecitazione del Presidente del Consiglio, voglio ricordare per titoli alcune criticità ed emergenza su cui è necessario intervenire con urgenza senza ulteriori rinvii, ma comunque ben dettagliati nella relazione che consegnerò alla Presidente della Conferenza territoriale sociosanitaria in vista dell'incontro del giovedì prossimo. Ripresa immediata dello screening per i tumori della mammella, collo dell'utero e colon. Apertura dell'ambulatorio per il controllo dei pazienti trapacciati di fegato. Realizzazione di strutture per riabilitazione residenziale, assistenza dei pazienti cronici e non autosufficienti. Apertura del Centro per l'Autismo di Marreri, assunzione dei medici di base, accelerazione della campagna vaccinale, potenziamento dei servizi per pazienti con fragilità psichiatrica. Grazie. Grazie consigliera Bidoni. Ha chiesto la parola il consigliere Angelo Arcadu. Mentre che il consigliere Arcadu si avvicina, ne approfitto per salutare e scusarmi con la senatrice Lunesu per un disguido dell'ufficio. Purtroppo non è stato recapitato l'invito, so che ci sta seguendo in streaming e quindi faccio le scuse a nome dell'ufficio e ci sarà sicuramente un'altra occasione per intervenire, a meno che lei non voglia proprio intervenire da remoto. Grazie. Prego. Buongiorno a tutti, un caro saluto a tutti i presenti e al pubblico che ci segue da casa, in modo particolare a chi oggi soffre in questa situazione pandemica. Siamo qui a parlare di salute pubblica, che in quanto diritto costituzionale non ha né bandiere né colori e non deve essere utilizzata sicuramente per fare propaganda elettorale. La pandemia di coronavirus che ha scolpito il Paese ha evidenziato molti dei limiti del nostro sistema sanitario, in modo particolare di quello locale. Ci troviamo infatti di fronte a un sistema sanitario debole, con una popolazione di professionisti particolarmente invecchiata a causa del blocco del turnover, oltre che una grossa carenza di organico dovuta a pensionamenti senza però sostituzioni.
Le liste d'attesa per le visite specialistiche sono lunghe e nelle strutture periferiche i servizi vanno a rilento. Ultimamente hanno fatto scalpore i casi di mancanza di medico di famiglia nei paesi del territorio. In modo particolare un paese, il primo cittadino ha voluto denunciare il fatto emanando un'ordinanza particolare dove ci si vieta di ammalarsi, anche di Covid. A riguardo un plauso alla Giunta regionale che so che sta procedendo alla pubblicazione delle sedi nel breve periodo per risolvere questo problema. I giorni scorsi ho ricevuto alcune segnalazioni riguardo il problema di negata assistenza pediatrica ai bambini degli ambiti di Nuoro e Macomer, che si sono trovati senza assistenza dopo che i pediatri sono andati in pensione. Con tutte le difficoltà relative all'esiguo numero di specialisti disponibili a coprire queste carenze, la SSL di Nuoro ha avuto la fortuna di avere la disponibilità di 2 pediatri, che avrebbero quindi garantito l'assistenza a chi ne fosse rimasto privo. Contrariamente alle aspettative, però, ai diritti di bambini e delle famiglie, mi sono stati segnalati diversi e ingiustificati impedimenti all'iscrizione ai pediatri con incarico provvisorio, venendosi pertanto a negare un loro imprescindibile diritto. Anche riguardo a questo so che l'ATS si è già resa operativa per risolvere il problema. Penso sia fondamentale potenziare tutti i servizi sanitari, dal servizio di assistenza domiciliare integrata, creando strutture di lungodegenza, ospedali di comunità, centri di salute mentale, decongestionando così l'afflusso agli ospedali e affidando ad essi le esigenze sanitarie acute e post-acute. Un grosso lavoro a sostegno del sistema sanitario viene svolto da tutte le associazioni di volontariato che operano sul territorio e che penso sia doveroso ringraziare. A riguardo, proprio sulla gestione Covid, la neonata associazione no profit UMMS di Nuoro si è posta per portare assistenza medica qualificata a domicilio ai pazienti colpiti da Covid-19, sempre a sostegno dell'operato del sistema sanitario, gestendo centinaia di casi a dimostrazione della necessità sul territorio. È ovvio che diventa urgente trovare delle soluzioni. So che sia la Giunta regionale che l'ATS si stanno già mobilitando per risolvere la situazione. Quello che serve oggi è pertanto incrementare i contratti di formazione specialistica, recuperare tutti i contratti persi o mai assegnati dal MIUR, nonostante i finanziamenti, favorendo il riassorbimento dell'imbuto formativo che vede tanti medici in attesa di uno sbocco. Avviare infine rapidamente una vigorosa campagna di assunzioni, eliminando ogni anacronistico vincolo di spesa, semplificando le procedure concorsuali, prolungando la validità delle graduatorie e permettendo, nel caso di carenza di partecipanti ai concorsi, un'entrata a lavoro anticipata agli specializzandi dell'ultimo anno. Il governo di larghe intese che si è formato nello scorso periodo deve essere quindi un'opportunità, tale da aggregare le forze politiche per intenti comuni, e la salute pubblica è il primo di questi. Questo perché la salute pubblica, quindi la salute dei cittadini, è in gioco e le poche risorse che abbiamo a disposizione non possono essere sprecate per scelte demagogiche. Grazie. Grazie consigliere Arcadu. Ha chiesto la parola il consigliere Pierluigi Saiu. Buongiorno a tutti. Il Consiglio Comunale di oggi testimonia 2 cose. La prima, che nella battaglia per la difesa della sanità nuorese siamo tutti dalla stessa parte, senza distinzione di colore politico, di appartenenza a uno schieramento o a un altro, alla maggioranza o all'opposizione. Lo testimoniano gli interventi che si sono succeduti fino a questo momento da parte dei rappresentanti delle forze politiche intervenute. Lo testimonia il senso di questo dibattito. La seconda cosa che rilevo con riferimento alla seduta del Consiglio Comunale di oggi è la presenza della Giunta e dei rappresentanti dell'azienda dell'ATS. Questo significa che il dibattito di oggi non è un dibattito solo fra di noi, non è un dibattito per parlare di cose che già sappiamo. È un dibattito diretto a porre degli elementi, a porre delle richieste, a rappresentare situazioni sulle quali occorre intervenire alle figure, ai soggetti istituzionali che hanno la funzione e il compito di farlo. La Giunta, e qui voglio ringraziare personalmente l'assessore Nieddu, altre volte il Consiglio Comunale è stato convocato nella formula dell'adunanza aperta per discutere di problemi di carattere non strettamente comunale, e però in quelle stesse circostanze
Non abbiamo potuto contare sulla presenza dei rappresentanti della Giunta. Oggi, invece, questo è stato possibile. Da un lato, perché la richiesta l'abbiamo fatta tutti insieme. Dall'altro, perché la Giunta, attraverso l'assessore alla sanità, che è qui presente insieme al direttore generale dell'assessorato, ha dimostrato sensibilità e disponibilità all'ascolto e al confronto. Ho ascoltato dal rappresentante eletto dei cittadini cose relative alla nostra sanità che già hanno visto gli interventi a diversi livelli, a livello comunale, a livello regionale, a livello parlamentare. Si tratta di problemi rispetto ai quali è evidente il lavoro perché vengano risolti, perché trovino soluzione, non inizia oggi e ovviamente ha bisogno di tempo per essere portato a termine. Però alcune cose voglio dirle rispetto a quelle che sono le emergenze che devono essere affrontate, perché i problemi vanno affrontati in ordine di grandezza e di priorità. Quello che è stato evidenziato da tutti come il primo problema, il più importante, quello più urgente da risolvere, è rappresentato dalla carenza di personale sanitario. Attenzione, una carenza che riguarda tutta la Sardegna, ma che per quanto riguarda Nuoro è reso ancora più difficile dallo squilibrio che c'è tra i presidi e il presidio San Francesco di Nuoro e altri in Sardegna. Però su questo, appunto per parlare delle cose che sono state fatte e non solo delle cose che si dovranno fare, lo dirà sicuramente meglio di me l'assessore alla sanità, però questo governo regionale ha approvato nel 2019 una delibera relativa ai concorsi, ne sono stati banditi 63 se non ricordo male, con un nuovo meccanismo che io definisco, ripeto, lo spiegherà meglio l'assessore Nieddu, pensato proprio per situazioni come quella di Nuoro. Cioè nel nuovo meccanismo, nel nuovo sistema, nelle nuove linee guida dei concorsi approvate da questo governo in carica, è previsto che se la sede di destinazione non è gradita al candidato vincitore del concorso, immaginiamo Nuoro, quel vincitore di concorso viene espulso dalla graduatoria. E questo è un meccanismo che consente proprio al nostro sistema sanitario, a quello del nostro territorio, di trovare uno strumento di forza. Perché oggi il problema vero è che non solo ci sono pochi medici, ma i pochi medici che ci sono o non vogliono venire qui oppure vogliono andare via da Nuoro. Allora chi ha responsabilità di governo della regione ha il dovere di porsi l'obiettivo di risolverlo questo problema e la delibera approvata nel 2019 dalla Giunta regionale va proprio in questa direzione. Da un altro punto di vista occorre poi dire che io mi aspetto da rappresentante di questo territorio che l'azienda non consenta, non permetta il trasferimento di medici dal San Francesco verso altri presidi in assenza di sostituzioni. Perché questo è stato un altro elemento di grave difficoltà del nostro sistema sanitario. Quindi se da un lato la Regione interviene per impedire che chi non vuole venire a Nuoro possa scegliere un'altra sede, e quindi non vuoi venire a Nuoro, vai via, esci dalla graduatoria, dall'altro l'azienda però ci deve tutelare e garantire che ogni spostamento sarà consentito solo ed esclusivamente se c'è una adeguata sostituzione. Perché poi l'impoverimento progressivo dei reparti del San Francesco è proprio dovuto a questo, al fatto cioè che negli anni è stato permesso ai medici che c'erano di andare via e di non essere sostituiti. Qui mi permetto una nota polemica rispetto al collega onorevole Zedda che è intervenuto prima di me. È proprio per questo aspetto che la riforma della sanità era urgente, in particolare a Nuoro, perché con l'ATS l'ospedale San Francesco è entrato in una rete, in un sistema appunto più ampio, in un'azienda unica, e il meccanismo, l'effetto di quel sistema di governo della sanità è stato che il nostro ospedale è stato spolpato dei suoi medici e una volta che è stato spolpato dei suoi medici si è trovato costretto a chiederli in prestito proprio a quei presidi che i nostri medici li avevano spolpati, che il nostro ospedale lo avevano spolpato.
Ecco perché ritengo che la modifica, la riforma del sistema sanitario sia stata fondamentale soprattutto per il nostro ospedale, perché se c'è stato un presidio che ha sofferto delle distorsioni del governo della sanità con l'azienda della tutela della salute e con l'azienda unica è stato proprio il San Francesco. E quindi posso dire da consigliere regionale che ha votato un nuovo sistema di governo della sanità, che sono felice di aver votato anche in un momento difficile di pandemia una riforma della sanità che supera un modello di governo del sistema sanitario che ha penalizzato più di tutti proprio il nostro ospedale. A proposito delle cose fatte, prima si parlava di imbuto formativo. Prima a marzo e poi a luglio dell'anno scorso il Consiglio regionale ha approvato una legge che stanzia 5 milioni di euro, cioè risorse per nuovi contratti di formazione specialistica. Fino a quel momento c'erano 34 contratti che venivano finanziati con risorse regionali. Dopo quell'intervento i contratti di formazione specialistica sono 192. Quindi la Regione Sardegna, questo governo regionale, questo Consiglio regionale, il Consiglio regionale di cui faccio parte io, ha votato una legge che consente di aumentare enormemente le risorse per finanziare contratti di formazione specialistica, facendole passare da 34 a 192. Sempre questo Consiglio regionale, non più tardi di una settimana fa, ha votato una finanziaria tecnica. Cosa vuol dire finanziaria tecnica? Una finanziaria che sostanzialmente replica le scelte di programmazione finanziaria dello scorso anno, quasi per tutto, tranne che per la sanità. Cioè noi abbiamo assunto una responsabilità condivisa anche con l'opposizione e abbiamo deciso che in questa situazione di emergenza, ecco perché poi sulle situazioni difficili occorre lavorare insieme, in questa situazione di emergenza occorreva mettere nuove risorse per la sanità. Complessivamente nel bilancio regionale sono 3 miliardi e 712 milioni di euro le risorse destinate al sistema sanitario. Con la finanziaria approvata la scorsa settimana sono stati destinati 100 milioni di risorse aggiuntive a garanzia dei livelli essenziali di assistenza, dei LEA, 100 milioni in più. Sempre in questa manovra finanziaria sono stati destinati 4 milioni e mezzo di euro aggiuntivi per la specialistica territoriale. Ne abbiamo parlato prima, ne avete parlato tutti sostanzialmente nei vostri interventi. Senza assistenza territoriale non solo abbiamo un sistema sanitario meno efficiente, soprattutto abbiamo un carico di lavoro più gravoso proprio sull'ospedale, proprio sul San Francesco. Mi avvio alla conclusione dicendo solo altre due cose. Dobbiamo essere orgogliosi del San Francesco di Nuoro, del lavoro che fa il personale sanitario, che fanno i medici, gli infermieri, gli OS, i dipendenti amministrativi. Dobbiamo essere orgogliosi. Dobbiamo essere pronti a lottare insieme per difendere quel lavoro. E dobbiamo essere anche bravi a riconoscere le eccellenze del nostro ospedale. Due in particolare mi vengono in mente. Anestesia e rianimazione. Spesso ci dimentichiamo che proprio quello è centro di riferimento della rete di formazione della scuola di specializzazione di anestesia e rianimazione. Cioè gli studenti dell'Università di Cagliari, gli specializzandi di Cagliari, vengono a formarsi a Nuoro. Oppure che chirurgia, pur con tutte le sue difficoltà, a Nuoro è centro di formazione robotica. Ora, chi ha responsabilità politiche di governo, in questo caso a livello regionale, ha il dovere di dare gli indirizzi. Io da consigliere regionale ho presentato un emendamento e votato una norma che destinava risorse specifiche, parlo di oltre 2 milioni di euro, all'ospedale San Francesco di Nuoro per l'acquisto di un robot chirurgico. Successivamente è stata acquistata la console, successivamente è stato avviato il riconoscimento della scuola. Perché? Perché chi ha responsabilità di governo ha il dovere di dare indirizzi che poi l'azienda deve essere capace di mettere in pratica. Non può chiedersi al consigliere regionale, al parlamentare o al sindaco della città di provvedere a spostare un medico da un presidio a un altro. A quello ci deve pensare l'azienda.
Ed è in questo senso che noi, almeno fino a che questa riforma non sarà del tutto compiuta, dobbiamo continuare a lavorare insieme. Io sono a disposizione della mia comunità, continuerò a lavorare col massimo impegno perché se avremo la forza di lavorare insieme, se avremo la forza di combattere insieme, allora avremo anche la forza di risolvere i problemi che ci sono, che sono tanti, ma ripeto, non dimentichiamoci che il San Francesco è un'eccellenza e che se vogliamo conservare questa eccellenza, allora abbiamo come unica via quella di continuare a lottare insieme, come abbiamo fatto oggi, come faremo in futuro e come è giusto che facciamo, perché prima di tutto siamo rappresentanti di questa città, di questo territorio e di questa comunità. Grazie. Grazie, consigliere Saiu. Allora, con i tempi siamo andati tutto sommato decentemente, quasi l'una, deve ancora intervenire l'assessore Nieddu, è iscritto a parlare il consigliere Poggio, dopodiché chiuderemo con l'assessore. Prego. Sì, certo. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio le autorità, il nostro sindaco, l'assessore Nieddu e tutti coloro che finora hanno dato insieme ai consiglieri, alla Giunta e ai parlamentari un contributo a questo argomento di oggi che è fondamentale. Io mi chiamo Gianni Poggio, sono un consigliere prestato dalla Sanità, purtroppo per un breve periodo, faccio come attività il medico di medicina generale. Oggi abbiamo parlato tantissimo di tutti gli argomenti che ove la sanità nuorese mostra e di tutto il territorio delle lacune. Non mi soffermo sulle problematiche che sono state portate avanti già da tutti in maniera completa, perché ci si è concentrati molto sulle difficoltà dell'ospedale di Nuoro, che fino al 2015-2016 era realmente un ospedale che offriva delle potenzialità, delle eccellenze e che poi le diverse amministrazioni, in qualche modo trascurando alcuni aspetti determinanti che si erano generati fino allora, hanno purtroppo danneggiato questo equilibrio. Per cui oggi l'ospedale di Nuoro purtroppo non è più un'eccellenza, ma questo non vuol dire che non possa recuperare nel tempo questo ruolo. Certo, l'assenza di tanti medici e di numerosissimi operatori sanitari non aiutano, perché si comprende bene che in un momento come questo di pandemia, peraltro, dove si sono distratte delle energie, vengono meno le capacità di poter sopperire a tutti quei percorsi che poi hanno in effetti minato, diciamo così, le categorie di pazienti che evidentemente continuano a esistere oltre al Covid. E questo ha generato sicuramente questo eccesso di decessi e di problematiche che abbiamo vissuto. Io oggi infatti sono qui, fra un po' arrivo, a difendere il territorio, perché l'ospedale, se mi passate una similitudine, è come un bel ristorante dove si mangia bene, dove ci sono tutti i servizi, ma se alla fine diventa una mensa non offre più quelle potenzialità per risolvere tutte quelle problematiche che arrivano. Ecco perché un territorio deve per forza sopperire, e questo lo ha dimostrato la pandemia, perché nel centro Sardegna, abbiamo parlato di percentuali, noi abbiamo una media intorno a 30 abitanti per chilometro quadrato. Noi siamo andati a Bergamo che ha 1450 abitanti
per chilometro quadrato. Cosa è successo? È stato il punto dove si è più sofferta la pandemia, nonostante gli ospedali con le eccellenze fossero i migliori in Italia. Cosa ha dimostrato? Che a partire dall'Alta Italia e poi a spargere su tutta l'Italia sono venuti a mancare, ma lo uso semplicemente per capire la problematica, circa 350 medici. Cioè un decesso di 350 medici e un numero di operatori sanitari elevatissimo, io non ho mai sentito parlare, neppure in guerra. Probabilmente una quantità di decessi portati in questa maniera si è solo potuta valutare durante la Prima Guerra Mondiale, quando si andava sul fronte e venivano abbattuti 97 su 100 militari dai cecchini austriaci, perché veramente non si comprende come in una società moderna si possa avere una percentuale del genere. Ovviamente, questo soltanto per ricordare che evidentemente la problematica è severa, chi ha sofferto le difficoltà maggiori sono tutti quei pazienti con le loro famiglie che hanno cercato di trascinarsi, tra virgolette, in un sistema sanitario che ha dedicato gran parte delle forze per sopperire a quanto il Covid stava portando nella nostra società. Noi abbiamo sofferto poco prima dell'estate scorsa, dopodiché i numeri sono volati in una maniera incredibile e noi operatori del territorio, mi metto in questa categoria, abbiamo provato senza avere il dovuto sostegno qualche volta ad intervenire dove evidentemente l'ospedale non aveva più le armi e l'organizzazione, probabilmente, perché dobbiamo fare un mea culpa tutti quanti e tutti abbiamo delle colpe, tutti abbiamo provato, ma nessuno di noi aveva l'esperienza, perché questa infezione, questo virus ci ha colpito senza permetterci di comprendere esattamente quali potevano essere diciamo così, le armi con cui combatterlo. Per cui da una parte siamo stati sorpresi, però diciamo che adesso siamo arrivati a un punto dove non possiamo più pensare, abbiamo più elementi, abbiamo tanti ragionamenti, dobbiamo pensare a preservare, a difendere le categorie che comunque sono state trascurate durante la lotta al Covid, perché sul Covid oggi possiamo anche pensare che se riusciamo, mi dovete permettere, io ho partecipato anche allo screening Sardi e Sicuri in prima linea, però probabilmente noi siamo andati a chiudere un po' il recinto quando i buoi erano un po' già scappati. Noi oggi dobbiamo puntare sui vaccini, perché stiamo vaccinando in tutta Italia in una maniera tale per cui a questo punto siamo intorno ai 2,5 milioni di vaccini. Ma se vogliamo chiudere in tempi brevi, pensando di vaccinare anche 30 milioni di persone all'anno, finiamo nel 2023. Evidentemente io credo che il problema debba essere preso in questa maniera. Probabilmente mi dicono alcune fonti che noi disporremo di tantissimi vaccini a partire da fine marzo, primi di aprile. Va bene, però noi non possiamo perdere questo periodo e questo percorso nel non organizzare adeguatamente, come anche si è fatto per i tamponi, una quantità di operatori sanitari che siano già pronti nel momento in cui arrivano i vaccini, perché Consigliere Poggio, concluda. La provincia di Nuoro, ma non per trascurare la Sardegna, se ci dovessero dare in mano queste armi, noi in 2 mesi e mezzo, 3 mesi, siamo in grado di vaccinare tutta la provincia di Nuoro, guardando i numeri. Per cui si può anche attendere che arrivino i vaccini, anche un mese e mezzo. L'importante è che poi questo periodo però non venga, come dire, sprecato e che consenta di organizzare adeguatamente i gruppi di lavoro, organizzandoli nella maniera migliore per poter operare con una certa celerità. Questo consentirà di abbattere un attimino quelle difficoltà che in questo momento creano difficoltà a seguire
e torno sull'argomento di prima, dovete scusarmi se ogni tanto viaggio da una parte Consigliere all'altra. Poggio, abbiamo sforato Sì, 30 secondi. di parecchio. Possiamo Prego. solo così pensare, se riusciamo a portare avanti quell'immunità di gregge, liberarci un po' del peso del Covid per andare a rivedere gli screening, tumori al seno, abbiamo detto utero, colon, abbiamo detto tutte quelle categorie di malati che sono stati purtroppo lasciati da parte. Diciamo che la Società Nazionale di Cardiologia ha denunciato peraltro che in un anno c'è stato un aumento del 16,5% dei decessi per malattie cardiovascolari. Ma questo lo possiamo espandere e parlare di tutte le altre categorie che io ho ascoltato con interesse e che ringrazio per aver portato qui la voce di chi lavora dietro le quinte, spesso, e ho finito, che ha continuato a seguire tutte le patologie che non possono essere evidentemente abbandonate. Grazie. Grazie consigliere Poggio. Prego. Buongiorno a tutti, io sono il sindaco di Olzai. Ringrazio il Presidente del Consiglio, il sindaco di Nuoro, l'assessore Nieddu e i consiglieri, deputati, onorevoli presenti. Io oggi non potevo essere da nessun'altra parte se non qui. Sono venuta a portare la voce dei miei cittadini perché noi dal 2017 siamo senza il medico di base fisso. Si sono succeduti diversi medici, 7. Nel giro di 4 anni e dal 24 di gennaio siamo completamente scoperti, non c'è più il medico di base. Il medico di base è andato via, aveva promesso di restare, divideva la base assieme al paese di Sarule, quindi mi faccio portavoce anche a nome del sindaco di Sarule, stiamo portando avanti assieme la stessa battaglia. Fortunatamente il sindaco di Oniferi ha trovato il medico e noi ci auguriamo lo stesso. Credo che sia inconcepibile che un diritto alla cura e all'assistenza e quindi il diritto alla salute veramente non venga garantito. Ma mi sono sentita davvero, come dire, portare un problema così piccolo davanti a problematiche grosse. Quando ho sentito parlare le diverse associazioni e il problema davvero della sanitaria nuorese che è al tracollo. Ma io sono qui appunto per portare la voce dei miei cittadini, glielo devo a loro, perché mi hanno detto: Maddalena, stai andando a Nuoro, portaci il medico, ne abbiamo bisogno. Dico, la mia voce sarà molto forte e quindi io credo che bisogna davvero creare le condizioni di restituire alla figura del medico di base soprattutto quella figura funzionale, pubblica, sanitaria. Non possiamo mandare un medico di base. Io ringrazio, ho saputo che ci sono stati bandi e mi auguro che il medico ad Olzai arrivi, ma sono i medici stessi che mi dicono: è difficile che arrivi in realtà piccole come le vostre, la proposta non è appetibile. E quindi allora io faccio un appello e chiedo, è una mia proposta, magari penso di sbagliare, ma voglio lanciarla così: chi è più bravo di me fa politica in regione, magari anche nei piani più alti, a livello statale, se si dovesse restituire, cioè noi non possiamo concepire la figura del medico di base come un medico che va in missione nei paesi con 1000 criticità. Io ho parlato tanto e con diversi medici, quindi credo che si debba proprio restituire quel ruolo, quella veste di funzione sanitaria pubblica e quindi servirli proprio quando decidono di arrivare ad occupare una base, anche le strutture logistiche, le attrezzature proprio mediche perché possano adempiere al proprio ruolo. Perché quei pochi medici davvero che decideranno di arrivare a coprire quelle sedi che mi auguro, perlomeno per quanto riguarda Olzai e Sarule, che arrivi, falcidiato completamente dal numero chiuso in medicina,
non possono più sostenere spese, per esempio, cioè quando si fa quando il contratto è di forma privatistica, loro vanno a sostenere delle spese che sono smaltimento rifiuti speciali, l'affitto dei locali, rifiuti in più oltre a quelli speciali, IMU. Quindi voglio dire, o si ha davvero un riconoscimento di quello che è il ruolo del medico, ecco, quindi vedere la figura del medico, attribuirgli proprio quella funzione pubblica sanitaria. Questa è la mia richiesta oggi e io davvero mi auguro che, non lo so, di portare a casa un grande risultato e quindi, Assessore, veramente la voce dal paese di Olzaia e dal paese di Sarule arriva in maniera molto forte, perché abbiamo tanti pazienti oncologici, ma ci sono i pazienti anche che hanno bisogno della prescrizione di un farmaco semplicemente, di una visita specialistica, di analisi di laboratorio. Hanno bisogno di godere di quel diritto di cura e di assistenza, il diritto alla salute. Grazie Sindaco. Ha chiesto la parola la dottoressa Cattina, prego. Buongiorno Sindaco, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Non si muore di solo Covid, questo ce lo siamo detti e l'abbiamo sempre tenuto presente, ma ci si ammala e si muore anche di Covid e il nostro territorio è stato particolarmente colpito, soprattutto nella seconda ondata. Abbiamo oltre 8.000 positivi, più di 1.000 persone da fine agosto a oggi si sono rivolti al nostro pronto soccorso, di questi oltre 600 sono stati ricoverati e hanno ricevuto le cure necessarie. Il nostro ospedale, il San Francesco, pur con le carenze d'organico che da un po' di tempo ci ripetiamo e sappiamo esserci, sia di medici, sia di direttori, meno di altro personale, ha svolto questa funzione per il nostro territorio, con estrema competenza, con estrema attenzione ai bisogni delle persone, attenzione anche nella gestione del post-ricovero, attenzione nel offrire il setting più adatto a seconda della gravità della patologia, da un reparto di degenza con minore necessità assistenziali fino alle terapie intensive, 2 terapie intensive. Abbiamo svolto questa funzione per il nostro territorio, ma non solo. Abbiamo in questo momento i quasi 9/10 dei pazienti ricoverati che non sono della provincia di Nuoro. E l'abbiamo fatto perché questa è la vocazione del San Francesco, degli ospedali, quindi non soltanto il San Francesco, ma Zonchello e San Camillo di Sorgono. Offrire una risposta ai bisogni di un territorio che è più vasto della nostra sola provincia. Quindi perdonate se non posso accettare che vengano definite situazioni di tracollo, di disastro, perché così non è. Una cosa è segnalare le criticità, una cosa è evidenziare le carenze, ma certamente non è giusto, non è corretto per quanti in questi anni, e in modo particolare durante l'emergenza Covid, hanno tenuto presenti le esigenze dei cittadini del proprio territorio e non solo, lo ripeto, e hanno adeguatamente risposto. Dico adeguatamente perché il San Francesco si è anche caratterizzato parallelamente per un'attività di ricerca, un'attività fondamentale di sostegno alle attività del territorio, dicevo prima, accompagnando i pazienti nel posto di missione.
I pazienti escono dal San Francesco con una definizione del setting più adatto e con una loro collocazione e un loro essere riaffidati al territorio. Qui il lavoro di integrazione forte con le USCA del nostro territorio. Quindi evidenziare le criticità che ci siamo detti anche di recente non deve però far dimenticare e tributare il plauso che è giusto che sia fatto agli operatori sanitari che in questa situazione particolarmente di difficoltà hanno potuto e saputo rispondere al bisogno del nostro territorio. Grazie, dottoressa Cattina, grazie per il suo intervento. Assessore Nieddu, se crede può. Vuole stare seduto, Assessore? Sono seduto e infreddolito, non mi ricordavo che la mia città natia fosse così fredda. Allora, grazie ovviamente per l'invito. Sono, come dire, non è la prima volta che vengo a Nuoro. Assessore, mi scusi, credo che senza mascherina la sì. sentano meglio, grazie. Dicevo, non è la prima volta che vengo a Nuoro da quando ho assunto questo gravoso mandato, anzi credo che sia la quarta, se non anche oltre le interlocuzioni continue che abbiamo avuto col sindaco e con i consiglieri del territorio. Ho apprezzato molto, devo dire, lo spirito unitario, lo spirito di leale collaborazione, intanto delle associazioni che ringrazio per la loro fattiva collaborazione, e lo spirito di leale collaborazione anche delle istituzioni locali, sindaci in primo luogo, dei quali ho accettato anche per questo. Questa la vedo dura perché purtroppo ho un problema di corde vocali. Questo mandato mi sta rovinando anche la salute, quindi proverò a essere un pochino più tonico. E quindi il ringraziamento è doveroso proprio per questo spirito di leale collaborazione che apprezzo molto, ripeto. Apprezzo anche il fatto che ci siano tutte queste speranze riposte nella figura dell'assessore, che per quello che potrà fare ovviamente vedrò di essere il più possibile puntuale e operativo nel cercare di gestire questa situazione che nella provincia di Nuoro, in particolare nella città di Nuoro, ovviamente non ci lascia per niente tranquilli. Il nostro impegno credo che sia, anche dalle varie testimonianze che sono venute, credo che sia tangibile e sia sotto gli occhi di tutti. Non abbiamo mai trascurato la situazione né del San Francesco né del territorio della provincia di Nuoro dal punto di vista dell'assetto del sistema sanitario. Le criticità sono tante, sono venute fuori anche oggi, anche nelle altre occasioni in cui sono venuto a Nuoro. Mi sono sempre state rappresentate un amore di criticità, direi enorme. Questo significa che, siccome sono criticità che vengono da lontano, purtroppo non c'è stata la risposta adeguata, non sono state risolte, anzi, purtroppo col tempo forse alcune di esse si sono anche aggravate, perché è chiaro che la mancanza di medici, la mancanza soprattutto di specialisti, col tempo non è che si viene a risolvere in automatico da sé, ma anzi si aggrava perché, soprattutto con i pensionamenti e lo 400, ovviamente non possiamo negare ai medici e al personale sanitario il giusto diritto alla pensione, e se non abbiamo le seconde file di ricambio pronte, chiaramente andiamo in sofferenza. Ma questa è una situazione che accomuna tutti i presidi sanitari dell'isola, non solamente quelli del Nuorese. È un problema che si sconta anche a livello nazionale. Mi sono portato qualche appunto. Ho portato qui la ricerca dei dati sulla carenza del personale sanitario in Italia, la ricerca fatta dalla NAO Assomed. Alla Sardegna è previsto un ammanco di 1154 medici, poi parla delle varie branche in cui le carenze sono più sostenute, ma vedo che gli altri non stanno meglio di noi. In Calabria 1400,
la Sicilia addirittura quasi 2.500 e potrei continuare con tutte le regioni italiane che sono nella stessa condizione, perché purtroppo, come già è stato detto da chi mi ha preceduto, è una problematica che viene da lontano, da anni di incuria, di mancata programmazione a livello di facoltà mediche e di scuole di specializzazione, alle quali noi, come qualcuno ha ricordato, abbiamo cercato di ovviare. Siamo arrivati qui, abbiamo trovato 29 borse di specializzazione regionali, a fronte di un precedente di 129, c'è stato un crollo di 100 borse negli ultimi anni a livello di finanziamento regionale, l'abbiamo riportato a 194, come è stato ricordato dal consigliere Saiu. E questo quindi la dice lunga sul fatto che il nostro impegno ovviamente in questo senso è tangibile, perché abbiamo trovato un finanziamento adeguato. Devo dire che anche a livello nazionale, in conferenza delle regioni, la pressione che noi regioni, noi assessori della sanità abbiamo fatto, per certi versi è stata anche accolta, e anche a livello nazionale il Ministro Speranza e poi i Ministri dell'Università hanno fatto in modo di trovare adeguati finanziamenti e portare le borse anche a livello nazionale da quelle che erano da 5.000 con un gap, vi ricordo, del 50%, perché a fronte di 10.000 laureati in medicina in Italia per tutti questi anni, dico decenni, si è avuto un ammontare di borse di specializzazione finanziate dallo Stato di 5.000, cioè 5.000 medici ogni anno rimanevano esclusi dalla possibilità di specializzarsi. Quindi noi ci troviamo, e noi in Sardegna questo l'abbiamo vissuto, abbiamo una mole di medici non specialisti, medici generici abilitati alla professione, che sono circa 500, che però non sono specialisti e non possono essere collocati utilmente nei reparti ospedalieri soprattutto. Abbiamo provveduto adesso con il famoso bando dei 500, abbiamo provveduto in era Covid a cercare di sistemarli per darci una mano nelle varie strutture, e sono quelli che stanno un po' mandando avanti adesso parecchie situazioni presso le strutture sanitarie della Sardegna, e adesso si sta verificando il contrario, che siccome ci sono le scuole di specializzazione in cui sono per fortuna entrati più medici, ci stanno lasciando per passare alla specialistica e stiamo un po' soffrendo adesso in questo passaggio. Mi sia consentito un accenno a una problematica generale, al di là di questo, quello delle specialità e della mancata programmazione. Quello che in definitiva è la madre di tutti i problemi del sistema sanitario nazionale e di conseguenza anche regionale, che cosa è poi alla fine? Io mi sono portato anche un'altra cosa molto istruttiva e molto utile, questo è il rapporto della Fondazione Gimbe, il definanziamento 2010-2019 del Servizio Sanitario Nazionale. Cioè qui è certificato, perché chiunque lo può andare a vedere, che in questi anni, dal 2010 al 2019, il sistema sanitario, il Fondo Sanitario Nazionale è stato definanziato di 37 miliardi. Quindi anche quando si è visto che a livello nazionale ti dicono noi abbiamo aumentato il Fondo Sanitario Nazionale di 2 miliardi e mezzo, 2,1 del PIL, non è vero niente, perché poi alla fine il definanziamento è costante ed è nei fatti, perché non si è coperto in questi anni nemmeno l'inflazione. Cioè la caduta del potere d'acquisto non è stata coperta dall'aumento del finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale. Siccome quello regionale è legato a quello nazionale, ovviamente non è che noi possiamo in autonomia decidere di mettere, anche se volessimo aumentare il finanziamento regionale, abbiamo dei vincoli di bilancio che ci vengono dal livello nazionale. E questo purtroppo cosa vuol dire? Vuol dire che chi fa le politiche sanitarie in Italia e di conseguenza in Sardegna non è né il Ministro Speranza né l'assessore Nieddu, ma è il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che decide che cosa tu puoi fare e che cosa non puoi fare. Quindi bisogna rompere questo schema, perché altrimenti se non abbiamo la possibilità economica di andare oltre non riusciremo mai a risolvere le criticità fino in fondo, perché il sistema sanitario è un sistema che per definizione ha necessità di un aumento costante dei flussi di cassa, ha necessità di un finanziamento in aumento costante, perché siamo un paese con denatalità notevole e aumento dell'età media. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo un aumento dei pazienti pluripatologici cronici, che vi ricordo che assorbono l'80% delle risorse del Fondo Sanitario Regionale, e a livello nazionale la situazione non cambia. In Sardegna forse anche un po' peggio, perché abbiamo una percentuale di anziani che è più alta rispetto alle altre regioni. E di conseguenza già questo richiederebbe un aumento costante del Fondo Sanitario. Poi se ci mettiamo dentro anche il fatto che garantire i livelli di assistenza, che sono sempre in crescendo dal punto di vista
della qualità dell'assistenza che possiamo e dobbiamo fornire, perché è giusto dare ai pazienti il miglior livello di assistenza adeguato alle tecnologie nuove di cura che si sviluppano. Faccio l'esempio, ci abbiamo provato, adesso ci siamo riusciti in parte per i pazienti diabetici, che abbiamo trovato un finanziamento con il contributo di tutti i consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione molto sensibili a questo problema che è stato sollevato. Abbiamo trovato il finanziamento per dare a tutti i diabetici sardi in terapia multiiniettiva la possibilità di utilizzare i sensori freestyle liberi in modo da non doversi pungere continuamente le dita per andare a verificare la glicemia e per evitare il rischio di complicanze a lungo andare che poi si tradurrebbero in maggiori costi per il sistema sanitario regionale, e di conseguenza abbiamo trovato questo fondo che permetterà un migliore livello di qualità di vita anche oltretutto. Però è ovvio che questo significa avere risorse aggiuntive. Questo è solo uno degli esempi, ma quando si vuole applicare un PDTA, quando si vogliono migliorare le condizioni di un paziente che sia oncologico, che sia sofferente di qualunque malattia cronica o di una malattia rara, peggio ancora, servono notevoli risorse economiche in aumento costante del fondo, non in sottrazione come è avvenuto fino a oggi. Questo è il problema vero. Quindi la battaglia che tutti dovremmo fare, senza distinzione di colore politico, e ho apprezzato molto questo schema che si ripropone e che cerchiamo di riproporre anche i consiglieri, io non sono consigliere, ma i consiglieri stanno cercando di riproporre anche in Consiglio regionale, una leale collaborazione tra tutte le forze di maggioranza e di opposizione per avere questo. Noi lo stiamo facendo questa battaglia, stiamo cercando di farla senza divisioni politiche di colore politico in conferenza delle regioni e nella commissione politica dove io rappresento la Sardegna degli assessori alla sanità. Devo dire c'è un'unità di intenti notevole, che forse è la prima volta nella storia della commissione che si verifica unità del genere, e qualche risultato lo stiamo portando a casa. Spero che possa continuare in questo modo. Scusate la digressione, molte cose poi peraltro che riguardano le tematiche puntuali che sono state poste e dalle associazioni e dagli amministratori che mi hanno preceduto sono già state anche, come dire, non risolte chiaramente, ma sono state segnalate le possibili soluzioni. Qualcosina la voglio dire perché effettivamente non siamo stati fermi con le mani in mano nei riguardi del San Francesco. Quello che ha detto il commissario Temussi e quello che ha detto la dottoressa Cattina sono sotto gli occhi di tutti. Soluzioni puntuali ed estemporanee alle criticità e alle urgenze che si sono manifestate le abbiamo sempre messe in campo e abbiamo sempre cercato di risolvere il più tempestivamente possibile i problemi. Devo dire, purtroppo non sempre siamo riusciti con la tempestività adeguata, perché quello che dovrebbe essere alla base di un sistema come il nostro, in cui purtroppo c'è un'azienda unica che avrebbe dovuto garantire un travaso continuo nel momento in cui si manifestano le necessità delle professionalità adeguate a coprire le carenze tra i vari presidi, non sempre si è verificato, nonostante avessimo l'ATS. E oltre a tutti gli sconquassi che ha creato, non è riuscita nell'unica cosa che poteva fare bene, cioè questa: fare in modo che ci sia uno spostamento dei professionisti della salute e degli operatori sanitari che servono da un presidio all'altro quando si verifica una carenza emergenziale. Questo avrebbe dovuto poterlo fare in maniera più semplice, invece così non è stato. Anzi, devo dire che la solidarietà fra aree e fra presidi purtroppo a volte è mancata, e questo mi ha veramente, devo dire, a volte addolorato, perché vedere dei presidi in cui c'è sofferenza, come il San Francesco in alcuni reparti ha avuto, o anche altri, perché è una cosa che si è verificata in tanti presidi della regione, e poi vedere negarsi da parte di qualcuno che stava un po' meglio le prestazioni aggiuntive di un medico che poteva andare a risolvere una criticità, devo dire che non è stato bello. Non voglio poi parlare del fatto della problematica di alcuni ospedali che erano addirittura contrari a far andare i loro letti parcheggiati in un magazzino in un altro ospedale dove si doveva aprire un reparto. Cioè, devo dire che non siamo stati sempre un bell'esempio come regione adesso da questo punto di vista, ma sorvoliamo. Cosa abbiamo fatto in questo periodo per cercare di rivelare le problematiche? 63 concorsi abbiamo bandito, come ha ricordato il consigliere Saio. Eccolo qua. Questo è il piano dei concorsi, quindi non stiamo raccontando frottole, è un bando di 63 concorsi per oltre 1000 assunzioni che abbiamo fatto già da dicembre 2019, quindi noi siamo stati anche previdenti
concorsi li abbiamo banditi subito. Purtroppo poi è arrivato che cosa? Una pandemia di mezzo e i concorsi stanno andando un po' a rilento, però i primi 4 li abbiamo già chiusi, adesso abbiamo un cronoprogramma che abbiamo chiesto alle varie aziende, perché sono concorsi su base regionale che poi ogni azienda deve declinare per tutte le altre aziende. E abbiamo un cronoprogramma, speriamo, perché impiccarsi alle date porta anche abbastanza scarogna, quindi non ci impicchiamo, però abbiamo un cronoprogramma che entro giugno ci consentirà forse di chiuderne, io penso, la gran parte, almeno la maggior parte. Il problema qual è? Che la maggior parte di quelli che stanno partecipando ai concorsi all'interno della regione Sardegna, visto che noi abbiamo il mare e non abbiamo l'accesso a regioni limitrofe con cui avere questa osmosi di personale e di professionalità, purtroppo sono quasi tutti già occupati nel nostro sistema. Perché devo ricordare che durante la pandemia abbiamo assunto tutto quello che passava per strada, che avesse un minimo di titolo per essere assunto, che fosse medico, specialista o non specialista, che fosse infermiere o che fosse OS, e anche amministrativi. Abbiamo assunto una quantità di persone, cioè praticamente abbiamo dato fondo a tutte le riserve della nostra regione, abbiamo assunto tutto l'assumibile. Quindi non so quanti di questi siano effettivamente nuovi professionisti disponibili a coprire i posti, però chiaramente lo valuteremo durante i concorsi. Ma quello che abbiamo fatto in particolare, di cui sono veramente orgoglioso, anche perché io appartengo a quella categoria, essendo un medico specialista ambulatoriale, quindi che per definizione lavora sul territorio, abbiamo finalmente, dopo anni di definanziamento, abbiamo trovato le risorse, come ricordava il consigliere Saiu, 4 milioni adesso nella finanziaria tecnica, grazie anche, sempre dico, alla collaborazione anche di tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione, molto sensibili anche a questo tema. Ma già nell'assestamento ne avevamo messo altri 10, quindi stiamo finanziando con oltre 13 milioni, adesso quasi 14 milioni, la specialistica ambulatoriale, che vi ricordo ha avuto un tracollo di ore di specialistica negli ultimi anni. Siamo passati da 790.000 ore a 560-570.000 scarse, perché non sono mai state ripubblicate le ore di tutti quelli che sono andati in pensione o hanno cessato per vari motivi. Quindi anche trovare questo finanziamento è stato non semplicissimo, però adesso finalmente si potranno ripubblicare le ore e sul territorio potremo dare nuovamente respiro a quell'assistenza che poi è quella di cui tutti ci si riempie sempre la bocca: il territorio sì, la sanità deve diventare territoriocentrica anziché ospedalocentrica, poi nessuno ci ha mai messo un becco di €1. Finalmente noi l'abbiamo fatto e contiamo entro l'anno di ripubblicare, se non tutte le ore, una gran parte, e quindi fare quel lavoro di sgravare l'ospedale, perché sul territorio riusciremo finalmente ad abbattere le liste d'attesa, altra nota dolente, ricominceremo gli screening, altra nota dolente che purtroppo è vero, diceva bene l'onorevole Zedda, altrimenti rischiamo di trovarci poi fra un po' i pazienti oncologici che non hanno fatto lo screening, ci ritroveremo a uno stadio di patologia più avanzato che avrà anche, tra l'altro, adesso facciamo un ragionamento che non si dovrebbe neanche fare, perché è chiaro che non parliamo, i costi non sono, come ho detto prima, non dovrebbero essere la finanza, non dovrebbe essere il nostro faro guida, però siccome con i bilanci bisogna farci i conti, dobbiamo tenere conto anche di quello, e quindi i pazienti ovviamente in fase più avanzata, soprattutto gli oncologici, hanno anche un costo maggiore per il sistema. Quindi se riusciamo a evitarlo per la qualità della vita del paziente e anche per il problema dei costi, è chiaro che è auspicabile questo. Quindi tutte queste cose penso che la dicano lunga sul fatto dell'impegno. Poi è chiaro, non è che possiamo dire che le cose vanno bene e che andranno sicuramente benissimo a breve termine, però nel medio periodo questi sono tutti interventi che ci danno la speranza che il sistema si tenga e vada a migliorare nel tempo. L'altra, tra virgolette, piaga o comunque problematica seria che è stata qui sollevata è quella dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta. Anche qui abbiamo trovato una situazione che datava da tempo, era dal 2014 che non si facevano le graduatorie, non venivano stilate le graduatorie della medicina generale. E quindi, appena sono arrivato, ho chiesto che ci si ponesse attenzione al problema, perché ovviamente se non c'è la graduatoria non si possono pubblicare le zone carenti, o quantomeno non possono essere assegnate, perché ci sono degli accordi nazionali che vanno rispettati. Quindi abbiamo rimesso in pari le graduatorie e siamo arrivati fino al 2020, cioè siamo in perfetta
linea con la tabella di marcia che prevedono gli accordi collettivi nazionali della medicina generale, e quindi adesso abbiamo pubblicato, andrà sul Buras il 25, il bando delle zone carenti della medicina generale del 2018, tra cui alla sindaca di Olzai dico ci dovrebbe essere anche la zona carente, l'ambito carente di Olzai e Sarule. Il problema qual è con le zone carenti? Che noi non possiamo puntare alla testa del medico la pistola e dirgli accetta quella sede. Questo è un problema che però investe un aspetto contrattuale che andrebbe modificato a livello di trattativa nazionale tra le parti. E anche su questo in conferenza delle regioni, in conferenza Stato-Regioni, stiamo cercando di avviare un'interlocuzione per vedere di modificarlo, perché è chiaro che il problema da dove nasce, sempre la tematica è sempre la stessa poi alla fine. Scusate se torno indietro nel tempo, io mi sono laureato nel 1983, mi sono iscritto a medicinale nel 1976, eravamo 1200 matricole, non c'era il numero chiuso chiaramente. Poi ci si laureava a scaglioni, ma con centinaia di medici ogni anno si laureavano, e quando dico centinaia voglio dire 7, 800, 900, 1000 medici all'anno. Quindi ci si trovava a competere in tanti per un numero di posti che era inferiore a quella che era la nostra domanda di lavoro, ovviamente. Adesso è l'esatto contrario. I posti sono molti e la disponibilità di medici è molto più scarsa perché il numero chiuso e la mancata programmazione ha falcidiato il numero dei medici. Noi abbiamo perso centinaia di migliaia di operatori sanitari della dirigenza medica in questi ultimi anni, mentre i posti chiaramente sono rimasti gli stessi, salvo dove si è fatta politica di massacro sociale e di chiusura di strutture sanitarie, come in tante regioni è avvenuto. In Sardegna fortunatamente questo non è successo e noi faremo in modo che questo non debba mai accadere. Grazie. Grazie Assessore. Cedo la parola al Sindaco per le conclusioni. Siamo giunti alla conclusione di questo Consiglio Comunale. Io volevo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, dai deputati, senatori, gli onorevoli consiglieri regionali, i direttori generali presenti. Prima mi sono dimenticato di salutare il mio amico Marcello Tidore, i dirigenti di ATS, l'assessore regionale alla sanità, tutti i consiglieri comunali e quelli che ci hanno seguito da casa come pubblico. Mi sembra che la seduta del Consiglio Comunale sia stata proficua. Innanzitutto si è raggiunto un obiettivo che adesso è nel clima anche politico nazionale, cioè davanti a certi temi noi non ci dobbiamo dividere ma ci dobbiamo unire, ci dobbiamo dare degli obiettivi che sono alti, nella consapevolezza che i problemi ci sono ma possono essere risolti e l'obiettivo di tutti deve essere risolverli. Per cui vi voglio lasciare con un ricordo che è di buon auspicio. Nel 1963 circa, dal 1963 al 1973, a Nuoro la politica di allora decise di instaurare, di realizzare un centro di eccellenza di ricerca a livello internazionale sulla talassemia e il favismo. E vennero a Nuoro dall'Università di Siena, dall'Università di Parigi, diversi medici, professori che poi hanno fatto della talassemia e del favismo, hanno scritto la storia per il pianeta. Mi riferisco a Licinio Contu, al professor Carcassi e tanti altri di quell'epoca. Questi vennero a Nuoro, si trasferirono in città, abitarono qui per tanti anni, portarono le famiglie anche e allevarono anche una classe nuova di medici, di infermieri, di assistenti, in qualche maniera di impiegati, recepirono finanziamenti non solo da parte della regione di allora, dello Stato nazionale, ma anche da parte degli Stati Uniti d'America che volevano finanziare questa ricerca. Ecco, questo perché lo sto raccontando? Per dire che la buona politica dell'epoca, il sindaco era Gonario Gianoglio, che è ancora
oggi un nostro concittadino, e che era un sindaco illuminato, era quello che aveva realizzato Piazza Sebastiano Satta, l'anfiteatro, il parco sul Monte Ortobene, era un giovane democristiano di quelli molto dinamici. Bene, la politica di allora riuscì in un intento che era veramente difficile, e cioè portare al centro della ricerca internazionale di quei temi così delicati per la nostra esistenza della nostra Sardegna, la nostra città. Ecco, noi ci dobbiamo mettere lo stesso impegno, lo stesso corale impegno per raggiungere obiettivi che sono abbastanza semplici, sono a portata di mano, ma serve l'impegno di tutti, e sono quelli di rafforzare la sanità territoriale in tutti i settori, dal settore ospedaliero al settore della medicina territoriale. Se ce lo mettiamo in testa, ce la facciamo. Mettiamocelo in testa e ce l'abbiamo già fatta. Buon lavoro a tutti. Grazie a tutti, la seduta è tolta alle 13:30.